in un sonno profondo, forse il mio pensiero, ma non vedo più niente di vero. Com'è strana questa gente, sembra che non gliene importi niente. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. E vivo respirandomi ogni secondo, liberando anche te dall'imbroglio che incatena chi non capirà. Penso dove andare, non ci lasciano neanche sognare, ci si prova a stare in piedi, spesso poi ci si trova sospesi. Spero per davvero che la luce poi illumini il buio e anche l'ultimo pensiero renda libera la sua anima. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. E sogno, sogno, sogno mentre cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. E sogno, sogno, sogno mentre cambio, cambio, cambio. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. E vivo respirandomi ogni secondo, liberando anche te dall'imbroglio che incatena chi non capirà. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. E sogno che quell'incubo al mio ritorno non sia altro che pioggia nel buio che il ricordo poi cancellerà. Cambio, cambio e vivo. Buongiorno, buongiorno, inizia anche una giornata, anche oggi una giornata un po' particolare, perché? Perché sono tanti gli argomenti che dobbiamo discutere e parlare. Vedo che siete molto interessati, anche ieri tantissime telefonate, perché ognuno ha bisogno e vuole dire anche quello che pensa, riflettere su quello che sta accadendo e soprattutto io direi di parlare di pace, ecco, di questa pace che fa fatica ad arrivare. Tanti paletti, sembra che l'accordo sia fatto, poi sentiamo di tutto e di più, però io credo che ormai in politica dovrebbe regnare il buon senso. Non si può ragionare a schemi, non si può ragionare o calpestare i diritti internazionali, sono dei diritti firmati da tutti, perché stiamo perdendo la popolazione. La popolazione non va persa, anzi va supportata, lo dico anche alla politica locale, perché ci saranno queste elezioni fra poco, ecco, di mettere persone preparate. Non c'entra che uno abbia fatto dalla politica, deve essere preparata per il ruolo che ricoprirà, perché noi abbiamo bisogno di competenza, specialmente nel sociale, lo dico, lo urlo, lo grido, noi abbiamo che nel sociale siano messe persone ma di molta competenza, proprio con una curricula molto importante, perché sennò non ne verremo mai fuori. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Alberta Rastelli, Presidente Associazione Il Cielo in una stanza. Buongiorno. Grazie Alberta, veramente grazie a lei di essere qui. Dell'invito. Ti ringrazio veramente Alberta, ci diamo del tu naturalmente, senza problemi. Saluto anche il Presidente Dino Dagnotti, Presidente Vittime Civili di Guerra, perciò con lui andiamo a spasso a parlare di questa cosa, proprio i vittime civili di guerra, continuamente ne sentiamo parlare, ma sembra che siano molto invisibili, sembra che questi numeri non preoccupino i grandi della terra, invece che dovrebbero preoccuparsi, perché se sono là è merito di queste persone. E poi vediamo se abbiamo, ma non so se ce l'abbiamo, anche un'altra, non c'è mi dicono, però abbiamo Giacomo Mambriani, Associazione Maschile Plurale. E sentiremo cosa ci racconterà. Grazie anche a te Giacomo, veramente grazie di cuore di essere qui questa mattina
perché questo cambiamento deve partire anche dall'uomo, deve partire, ecco, e soprattutto io, Giacomo, poi sentirò anche la tua riflessione su quello che dice sempre la Mirella, che dividiamo troppo. Io sono convinta che dobbiamo parlare di persone, non di uomini o di donne, non di bambini o di bambini o ragazzi, ma di persone, anche inserendo l'inclusività, che sia il mondo dei diversamente agili, come li chiamo io, perché noi con le etichette siamo bravissimi. La prima cosa mettiamo l'etichetta invece di dire scusa come ti chiami. Ecco, penso che dobbiamo riflettere su questo, perciò ho chiesto, e lo grido tutte le mattine a gran voce, ho anche una bella voce che si sente bene, alla politica, che nel sociale, ma su tutti i campi, specialmente nel sociale, che è delicatissimo, perché spazia a 360 gradi persone competenti, con una curricula importante. Allora, Alberta Rastelli, sì. Il cielo in una stanza, sì. Questo bellissimo nome, presentati per chi non ti conosce, prego. Allora, io sono Rastelli Alberta, sono presidente perché ho identificato, creato questa associazione perché dopo un incidente del 2013 la mia vita fisica e anche mentale, perché quando un corpo subisce un trauma anche la mente automaticamente ne va di mezzo. Ed io fortunatamente mi sono subito accorta che il mio cervello era una... Cosa ti è capitato? Spieghiamo. Un incidente, la macchina, una rampa mi è venuta addosso, fortunatamente ha preso solo la gamba perché potevo restare lì, quindi morire, praticamente io non mi ricordo nulla e quindi potevo svegliarmi in un altro mondo. Quando mi sono svegliata sono ritornata nel mio mondo. Questo è successo a 53 anni, quindi già con dei percorsi ben definiti. E quindi si è sconvolto un po' tutto il sistema. Nei 2 mesi che sono stata in ospedale perché ho subito un'amputazione, fortunatamente il primario del Cafoncello, dottor Bertoni, che lo ringrazierò col suo staff e con tutto il proseguo, invece di un'amputazione transfemorale, quindi completa tutta la gamba, me l'ha fatta transtibiale, quindi mi ha salvato il ginocchio. Io lo ringrazierò in eterno, perché trovare dei medici che non lavorano per un protocollo ospedaliero, ma per la vista di un paziente in quel momento, perché io ero una paziente, ero in coma, perché quindi gli altri decidono per te. E fortunatamente chi ha deciso per me l'ha deciso con dignità, perché mi ha visto, mi ha detto cavolo, è già ancora giovane, ancora attiva, forte, quindi guerriera lei, guerriera. Quindi diamogli un qualcosa di... E da là è nata l'idea poi di creare. Man mano che andavo avanti ho detto, questa mia esperienza non deve rimanere così isolata. Fra me. Sì, isolata, precisamente. E quindi io ho anche un buon carattere, quindi ho raccolto questa mia... positività. Sì, e l'ho portata avanti perché ho lottato, ci sono momenti in cui dici ma che cavolo, ma poi dopo qualche secondo dici Berta, datti da fare, perché sei tu che ti devi da fare, non aspettare gli altri, sei tu. Alberta, è bello perché tu hai raccontato perché hai dato questo nome, questa denominazione, il cielo in una stanza, perché quel giorno quel dottore ti ha portato il cielo in una stanza quando ti sei svegliata, che hai visto che avevi un po' di gamba, non tutta, ma il ginocchio c'era. E pensate l'importanza di questo per le protesi, per tutto. Infatti lui ha pensato al mio domani, al mio percorso, e quindi trovare dei medici che pensano alla vita del paziente, non al numero, perché io ero un numero, giustamente, sono entrata in codice rosso, quindi in quel momento erano gli altri che decidevano per me, però è come se io avessi deciso, perché il medico si è messo nella parte mia, della paziente, che non è sempre così, perché
Allora sentiamo anche Giacomo Mambriani, Associazione Maschile Plurale. Ecco, presentati Giacomo, per chi magari non ti conosce, cosa fai e cosa vuoi dire a questa guerriera, tu come uomo, questa donna che combatte, che è in prima linea, molto più di voi, scusate se ve lo dico, ma abbiamo bisogno adesso che andate voi in prima linea, perché vediamo sì degli uomini, ma molti di più di quelli che dovrebbero essere, per vincere questa guerra di quelli che non capiscono il rispetto e il valore anche della figura femminile. Prego Giacomo. Bene, intanto ringrazio anch'io per la sua forza, per la sua lotta, perché sento che riguarda anche me, quindi penso che per tutti questo dovrebbe essere un esempio, nel senso che lottare per se stessi, per avere la possibilità di esprimere la propria differenza unica nel mondo, sia un servizio che facciamo naturalmente a noi stessi, ma lo stiamo facendo in nome di ogni essere umano, uomo o donna che sia. Quindi la ringrazio anch'io per la sua forza e per la sua associazione, per quello che sta facendo. Io mi chiamo Giacomo Mambriani, vivo a Parma. Da ormai più di 20 anni faccio parte di un gruppo di condivisione maschile che si ritrova a Verona una volta al mese. Faccio parte anche dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale, che è nata nel 2007 ufficialmente e che unisce i singoli e i gruppi che sempre di più, anche se con numeri piccoli, ma sempre di più, si sta crescendo. È un movimento, chiamiamolo un movimento maschile di consapevolezza, di trasformazione, che va nella direzione di un diverso modo di relazionarci a noi stessi prima di tutto, al nostro essere maschi e al mondo femminile. Il mio percorso è iniziato proprio grazie al riconoscimento della differenza femminile e con una relazione d'amore che ha cambiato il mio sguardo su di me, su tutto, sulle relazioni. Quello che dicevi Mirella all'inizio mi trova molto d'accordo. Noi siamo velocissimi a dividere e ad etichettare. E questo penso che sia una delle prime forme di violenza che incontriamo tutti fin da piccoli, il giudizio, l'etichetta, la divisione. È una cosa molto dolorosa che ci colpisce tutti, maschi e femmine, fin da piccoli, e credo che la conseguenza poi ce la vediamo intorno. Grande solitudine, grande paura e purtroppo tanta violenza. Penso che il primo modo per provare ad uscirne sia fare un percorso di consapevolezza. La vita è cambiamento e per essere vivi dobbiamo cambiare, trasformarci, essere consapevoli di quello che ci fa soffrire e decidere di voler smettere di soffrire e di far soffrire. Questo è quello che facciamo come uomini, magari andando nelle scuole, magari partecipando a dei dibattiti, collaborando con i centri antiviolenza delle donne. È un lavoro naturalmente molto difficile, ma penso che ognuno possa, partendo da sé, possa fare tanto. Senti Giacomo, io volevo chiederti una cosa. Io appunto ho tantissimi ospiti tutti i giorni, da lunedì a sabato, e parliamo molto anche della difficoltà che hanno gli uomini a cercare di fare questo cambiamento, ad ammettere che c'è qualcosa che non va, mentre noi siamo in prima linea, e l'ho detto perché questa è la realtà. Ecco, accettiamo anche la critica che viene fatta anche nel dolore, nella malattia. Queste donne malate, oncologiche, che si mettono in prima linea per aiutare, parlano apertamente delle loro situazioni. Ecco, questo nonostante anche questi ragazzi giovani siano molto più avanti di quello che pensiamo e di quello che eravamo noi, però questa violenza si fa fatica a mutarla in qualcos'altro, diciamo in gentilezza, ammettere che sei violento
e puoi diventare gentile appunto con aiuto. L'uomo, quegli uomini, non tutti gli uomini, quegli uomini che usano violenza fanno fatica ad ammetterlo e a farsi accompagnare in un percorso positivo. Come mai secondo te? Cosa c'è? Va bene che qualcuno mi dice è atavica questa cosa, Mirella, ecco, andiamo nelle caverne e giravano con la clava e picchiavano, però mi sembra che nel 2025 la violenza maschile non ha età. La violenza in genere parlo, ma soprattutto la violenza maschile, perché oltre ad uccidere massacrano queste povere donne che non riescono a difendersi in una maniera brutale. Cosa c'è secondo te? Ecco, tu che hai creato questa associazione molto bella, ecco, Cambiamento Maschile, questa violenza inaudita ogni giorno sempre di più, cioè io non riesco a capirla. Prego Giacomo. Ma io credo che la violenza purtroppo sia il risultato di una grande sofferenza, grande disperazione, grande rabbia presente in questi uomini, purtroppo non consapevole, che fa di loro delle autentiche mine vaganti, delle pentole a pressione che non sfiatano mai dalla valvola e che accumulano una tensione tale e soprattutto si deresponsabilizzano, cioè attribuiscono questa sofferenza all'esterno, alle altre persone, alla compagna, nel caso della violenza di genere. E quindi non prendendosi la responsabilità di sé, della propria sofferenza, della propria vulnerabilità, della propria rabbia, appunto inevitabilmente poi finiscono per scaricarla all'esterno e poi magari anche contro se stessi, perché molti di loro poi si suicidano. Quindi la prima mossa, se davvero è questa la molla poi che produce la violenza, la prima mossa è fermarsi, ascoltarsi, rendersi conto della propria sofferenza, del proprio limite, della propria fragilità, cosa che le donne sanno fare molto meglio storicamente, anche perché noi maschi purtroppo siamo condizionati. Ecco, io non sono sicuro che al tempo delle caverne in realtà noi maschi fossimo davvero così con la clava in relazione alle nostre compagne, però vabbè, è difficile verificarlo. Comunque sicuramente nel patriarcato i maschi si devono confrontare con dei modelli per cui essere fragili, essere vulnerabili immediatamente ti isola, fa di te un maschio che non va bene, un maschio risibile che rischia di essere escluso dagli altri. Quindi fin da piccoli siamo abituati un po' a tenere dentro, a schiacciare dentro queste aree di fragilità e di vulnerabilità che tutti naturalmente abbiamo e che ci servono per stare in relazione profonda con gli altri. La nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, come tante donne hanno capito e hanno insegnato, è una fonte di forza, è forse la più profonda radice della forza. Se parliamo di una forza che sa sostenere la vita e che non la vuole distruggere. Grazie, ti ringrazio. Andiamo avanti, Giacomo, purtroppo il tempo è tiranno, devo sentire anche cosa ne pensa il dottor Dino Dianotti, presidente Vittime Civili di Guerra, che non sono solo vittime, a mio avviso, di armi, ma vittime anche psicologiche degli soprusi, delle violenze che hanno subito, di queste torture inarrabili. Io penso, come si fa a torturare una persona, cioè inerme, che non può difendersi. Ecco qua la cattiveria ancora, l'aggressività esplosa su questo corpo indifeso, su questo bambino, su questo diversamente giovane. Cosa dice, dottor Dagnotti? Beh, innanzitutto il buongiorno anche agli ascoltatori e ascoltatrici, ovviamente. Sì, ne abbiamo uno al centralino, ma lui è là buono, tranquillo, prego. E mi complimento per l'esposizione dei due colleghi, li chiamo colleghi perché anch'io sono vittima della guerra, ma sono cresciuto ovviamente con la mia invalidità, mutilazione anzi. L'Associazione Vittime Civili di Guerra
nasce nel 1943, nel giugno del 1943, all'interno del conflitto mondiale allora, e nasce perché incominciava un momentino a conoscere alcuni dirigenti di allora che i civili erano quelli maggiormente colpiti rispetto all'effetto della guerra, per cui, a parte che siamo già arrivati a un 90% delle vittime civili oggi nei conflitti che ci sono, 90% è considerato vittime civili per fatti di guerra. Per cui, ecco, io invece ho incominciato molto presto, l'associazione l'ho trovata perché il fatto del mio incidente con una bomba residuato bellico trovato lungo il fossato di campagna dove abitavo mi ha sorpreso, perché non la conoscevo, assieme a Quanti anni aveva, dottor Dagnotti? Mancavano 2 o 3 mesi agli 7 anni, per cui era il 29 di febbraio, anno bisestile, del 1946. Avevo appunto, io sono del 38, per cui già... E la mia invalidità me la sono procurata, ovviamente inconscio di questi residuati bellici. E non avevo appena incominciato la scuola, perché poi mi sono accorto che andando a scuola c'era un bel, come si dice, immagine che ti diceva stai attento a queste cose qua, facendo vedere dei mutilatini e cose. Però ecco, io da questa esperienza sono cresciuto un momentino e ho vissuto anche momenti non traumatici ma offensivi, sì, perché mi manca un occhio, la mia invalidità è questa, per cui ero un pochettino, con l'andare del tempo, avevo metà visuale rispetto agli altri, per cui ecco, ero anche un po' tenuto come dire, facile ad essere un momentino ripreso per quegli errori che facevo fisicamente per la mancanza Però ecco, dopo di questo sono cresciuto, ma sono cresciuto anche assieme ad altri che come me avevano altre patologie e che assieme ci siamo anche aiutati a crescere, a diventare grandi. Supportare a vicenda. A sopportarci e essere un momentino, come dire, sempre all'interno della società e avviati a... Vedete, dottor Dagnotti, avete sentito cosa ha detto? Quanto importante è il supporto di un'altra persona, sapere che non sei solo, ma c'è qualcun altro vicino a te che farà lo stesso percorso, ma non più da soli, ma assieme. Abbiamo Rinaldo, eccoci Rinaldo, siamo arrivati dopo aver sentito i miei ospiti. Veloce Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Nel mondo c'è tanta sofferenza, non tanta, di più, ma non avevo bisogno dell'ospedale. A 76 anni ho incominciato dei problemi in ospedale. Tanto di cappello a tutti, dai medici, ai infermieri, tutti, perché gli danno cura, ma i medici, io va proprio dentro le ore, mi vede subito, mi me la salvare prima e sono contentissimo e me la tratta benissimo, non posso dire niente. Ma dopo, chi che non ha nessuno, bisogna che fosse, e che ricevo gli altri, l'associazione, che deve la mano, ma se no cosa parezza? Cosa faresti a gente? Vou guardare la televisione
mi ha trovato morto in casa dopo 3 anni, nessuno se ne è accorto, non sapeva odore, io l'ho trovato mummificato. Ma come può esistere su un condominio una roba del genere? Se conosciamo tutti, sappiamo chi che siamo, dopo 3 anni, ma cosa siamo Dio dire? Se proprio siamo assuefatti dai discorsi, da tutto, più le brutture, non dire mai che cosa di vero, morti, cadaveri, i processi da morti fatti 30 anni fa ancora Dio, e chi propone per televisione ogni giorno, basta, abbiamo bisogno di stare tranquilli, e la vita bisogna goderla, bisogna viverla, se l'unico è vita che lunga, che può capitare di tutto. Anche a me adesso non so più quello di prima, ma sono contento lo stesso. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio, anche dei video da farvi vedere, sei stato molto chiaro, ti ringrazio come al solito anche per il supporto che dà come gli altri spettatori a questa trasmissione. Andiamo a vedere anche questo video, attività Il cielo in una stanza. Di tutti, e non esiste normalità scritta come un progetto, no. Ognuno ha la sua normalità, anche la persona più normale diventa, quindi una parola per dire attenta frequentemente e per dire che la vita va vissuta come in pieno, più studi si devono portare avanti meglio. Ecco, e gli stimoli sono che il nostro cervello non deve avere limiti, perché i limiti sono imposti solo dagli esseri umani, perché noi non abbiamo limiti, e che se siamo in una carrozzella, io dico, io sono in una carrozzina, perché ce l'ho anch'io il discorso della carrozzina, ho vissuto più di un anno con la carrozzina, e vado a togliere l'erba dal prato, e chi mi vede dice povera quella che è, io invece sono più felice perché posso fare quello che riesco a fare. Quindi avanti, senza fermarsi mai. Senza fermarsi mai. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie. Allora, Rastelli Alberta, come commenti l'Alberta che hai visto appena adesso, questa forza di dire ma che problemi ci sono? Allora, io proprio grazie a un mio carattere, perché non tutti ce l'hanno, perché mi dicono ma non siamo tutti, però bisogna, non c'è alternativa, perché se tu non prendi in mano la tua vita, la tua situazione, anche se c'è stato un fatto traumatico, ma non sei tu a capire che devi andare avanti, se devi aspettare qualcun altro, allora campa cavallo che l'erba cresce. Quindi sei tu che ti devi immettere nuovamente in quel mondo che prima ne facevi parte, ma il posto che tu pensi di aver perso non si è perso, è ancora là, e a nome in questo caso di Alberta Rastelli, di Mirella, di Dino e del dottor Dino. Quindi siamo noi che eliminiamo quel posto, non sono gli altri. Quindi io mi sono riposizionata e mi sono data nuovamente al mondo, e il mondo mi accoglie. Ma io non devo aspettare, il mondo è fatto dei sani, dei normali, delle persone, ma noi siamo noi che abbiamo quel posto e ce lo dobbiamo guadagnare, non dobbiamo delegare agli altri. Agli altri cos'è che dobbiamo delegare? Ai medici che ci tirino fuori dalla situazione, perché noi non siamo medici, quindi non possiamo risolvere. Attendiamo che tutto si possa risolvere, e poi siamo noi che ci dobbiamo dare da fare. Io ho avuto una bella famiglia, una sorella
non plus ultra, che vorrei dire Intanto salutala intanto. Ecco, ciao intanto, Sandra che lavora a Milano, ciao Sandra, che dove allora com'è il fatto? Io mi posizionavo e lei andava oltre, quindi quello che andavo a fare io, lei organizzava per il susseguirsi. Quindi un figlio, ecco i figli, le nuove generazioni. Io lì ho conosciuto mio figlio, aveva già 24-25 anni, quindi già diciamo mezzo adulto, uomo. Mezzo adulto ha detto, attenzione che l'ha detto giusto, che hai detto giusto. Sì, perché ha cominciato a essere adulto a 35-36 anni, quindi però lì ho ricevuto, però io non pretendevo, non è che quelli che mi stavano attorno erano obbligati. Io facevo la mia parte e gli altri facevano l'altra parte, che mi ha compensato, e quando io sono ritornata, quindi protesi, fisioterapie che sono andate avanti anni, palestra subito, palestra per rafforzare, per risistemare, ma sono io che ho deciso, perché la mia dignità, e siccome quando tu hai la possibilità che dopo un fatto traumatico vivi, quindi sei rinata, ti hanno ridato la vita, la dobbiamo Guarda, mi dispiace buttare... Alberta di non avere a disposizione quel video che ho girato assieme a Fulvio Marotto, che fa parte anche del direttivo di Veneti Schiacciati, che è senza le gambe, ma dal ginocchio come te, senza mani, come Bebe Vio, ho avuto questo terribile morbo, senza naso, senza milza. Madonna. E lui si è rialzato dalla sedia a rotelle, come dici tu. Lui ha detto, io non devo girare con la sedia a rotelle, io devo rialzarmi. Lui faceva il carrozziere e lui si è fatto le protesi, perché diceva con quelle che lui, eccolo qua, il nostro bravo Andrea Basso, regista, è riuscito a trovarlo, guarda. Lui, vedere queste cose. Lui fa tutto, è l'unico al mondo che ha la patente di moto, la patente guida, l'unico al mondo. Delle volte fanno vedere, ecco, sulle televisioni, a Roma, no, guardate che qua a Treviso abbiamo questo. Ecco, naturalmente buttato là, ha inventato un calzino, guarda come cambia, che costa pochissimo, ma bisogna vendere il calzino che costa 20 euro, perché quello di Fulvio non va bene. Siccome lui è di una bontà unica, ha trovato dietro l'angolo l'avvoltoio che gli ha fregato tutti i progetti, e naturalmente lui non era in grado di difendersi, perché i grandi pittori, i grandi geni, vediamo cosa succede. Dottor Dagnotti nella vita, lo dico anche a Giacomo Mambriani. Però lui ha detto quello che hai detto tu, io sono un altro Fulvio, però questo Fulvio deve fare le stesse cose che faceva Fulvio prima. Ma lui dice sempre, e vorrei sentire anche cosa ne pensa Giacomo Mambriani, ecco, parte tutto dal cervello, ecco il cambiamento, accettare un cambiamento ma in positivo. Cosa dici Giacomo di quello che ha detto Alberta, di Fulvio? Se tu vuoi ce la fai, tu puoi alzarti dalla carrozzina se vuoi, però devi dirlo a te stesso che puoi farcela. Prego Giacomo. Sì, è un cambiamento di sguardo, di mentalità, di cuore anche, un cambiamento a 360 gradi. Sono storie, secondo me, che vanno proprio condivise perché insegnano a tutti e a tutte che la forza la dobbiamo trovare dentro di noi, accogliendoci completamente. Nel qui e ora di come siamo appunto anche dopo un incidente, un'esperienza traumatica, accoglierci profondamente noi per primi, perché ci possa accogliere anche il mondo. Il mondo a volte ha dei tempi molto lunghi e non risponde subito, o risponde anche in modi duri, è duro d'orecchi a volte il mondo.
ma se non facciamo noi per primi questo gesto grande di amore, di accoglierci e di rimetterci al mondo, così come siamo, il mondo non lo potrà mai fare. Io lavoro in un centro diurno che accoglie persone con disabilità e sono molto consapevole del fatto che sicuramente io le aiuto queste persone come posso e faccio del mio meglio, ma ogni giorno sono anche loro che aiutano me, perché hanno un modo di essere presenti e di essere soprattutto felici, sorridenti e curiose degli altri, che per me ogni giorno è davvero qualcosa che mi sostiene e mi fa crescere. Quindi ringrazio tutti per queste storie personali di cui abbiamo molto bisogno. Penso che nel mondo della politica, per esempio, bisognerebbe trovare più spazio per le storie personali. Vedi Giacomo, il problema che abbiamo, poi sentiremo anche il dottor Dino Dagnotti dalla sua importante esperienza, è che purtroppo se non ci fosse il mondo dell'associazionismo, del volontariato, queste storie non riuscirebbero a emergere, non sarebbero supportate queste persone, ma chi se ne frega di Fulvio che si arrangi, ma chi se ne frega di Alberta. Ecco che però arriva il mondo del volontariato, le associazioni che si mettono assieme, che si uniscono, che cercano anche di supportare un'attività diversa. Non a caso abbiamo fatto il villaggio delle associazioni per conoscerci noi, poi per arrivare alle altre, intanto dobbiamo conoscerci noi, però siamo noi che ci siamo mossi, perché la politica basta vedere, dobbiamo girare col commercialista, il notaio, l'avvocato, e facciamo volontariato, dobbiamo fare gli stage, ma io capisco per carità che ci saranno volontari che devono fare per la sicurezza, ma non possono fare un minestrone di tutto e la persona che dà la borsa deve fare la sicurezza. Io ho gli ottantenni che mi dicono anche no, Mirella, sto anche a casa. Sì. Capisci che la politica non è in grado ancora di capire l'importanza del mondo del volontariato, ma cosa ha fatto fino adesso? Se n'è servita. Siamo stati strumentalizzati per la nostra bontà, per dire sempre sì, basta alzare il telefono e il volontariato arriva. Dottor Dagnotti, poi andiamo in pubblicità, come commenta? Ma a parte che mi solleva lo spirito questo incontro di dirigenti che hanno alla loro cura la salute. Ma io ho delle esperienze con la mia associazione di 2 ragazzi che nel 2015 facevano la scuola agraria e che andando a Novalese, in provincia di Torino, andando a guadagnarsi qualche soldino arando un campo per piantare delle patate e trovare il sostegno economico per poter andare a scuola, eccetera, per i loro vizi, eccetera, hanno trovato, lo definiscono un oggetto, sembrava quasi da cimitero, e hanno voluto, come io a suo tempo, hanno voluto vedere di cosa si trattasse. È scoppiato e sono diventati ciechi assoluti entrambi, e uno di questi 2 probabilmente aveva in mano l'aggeggio, ha perso anche la mano, quasi tutta, insomma. Ecco, questi 2, il primo, un certo Marzolino, è attualmente consigliere nazionale della nostra associazione, ha 27 anni, per cui e si è posto come progetto di intervistare le residue vittime civili di guerra, e per fortuna andiamo sempre calando, visto che l'Italia è in pace ancora, no? Ecco, non abbiamo fornitori se non promotori di pace che abbiamo un momentino inserito quali associati, la possibilità di associarsi alla nostra associazione. E
il posto di visitare in Italia tutti quelli disponibili, perché io ne ho 2 grandi invalidi che non ce la fanno a esporre la propria mutilazione invalidità, che per poter scrivere le loro storie e poterle stampare in modo da dividerle. Divulgarle. Noi andiamo anche, siamo autorizzati, c'è un protocollo d'intesa col MIUR o con l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione, per dare la nostra testimonianza su questo che è fatto, fondamentale. Che è fondamentale. Pubblicità. Devo ringraziare. Allora, la ballerina Alberta Rastelli, come avete visto, ecco, questa protesi che non impedisce di fare niente, ecco, questa voglia di fare tutto quello che facevo prima. Volley, esatto. Anche City Volley, infatti assieme al volley di Mareno di Piave, ecco lì c'è il volantino dalla SIFAP, quindi la federazione ufficiale della pallavolo, però in questo caso il sitting, quindi da seduti. Io mi sono allenata con il GIS di Sacile, che li ringrazio tantissimo, i dirigenti, gli allenatori, Simone, Stefano, le ragazze che mi hanno accolto. Lì ci sono diverse patologie, persone normodotate. Ecco, qui abbiamo fatto un open day con i GIS, c'è le atlete del volley di Mareno
e praticamente con Simone, che è dirigente del GIS di Sacile, che mi ha permesso di fare questi momenti di rappresentazione del sitting volley. Io mi sono allenata, ho fatto però purtroppo la mia schiena e la mia il sitting volley mi fa lavorare quello che non dovrei lavorare, ecco perché ho il ginocchio. Il professore, il dottor Bertoni, mi ha detto: io ti ho lasciato il ginocchio, te l'ho salvato proprio per evitare che tu lavorassi troppo. Abbiane cura, abbiane cura, uno sport abbiane che poi cura. devi lavorare. Sentite la pazza Alberta, ecco, fa anche quello. Dottor Dagnotti, ormai siamo in chiusura. Cosa vuole dire? Queste guerre che continuano a seminare morti civili, come ha detto lei, si è sentito il 90%, e soprattutto questi grandi della terra non riescono a capire che il senso della vita, della bellezza della natura, sono genitori, hanno fratelli, sorelle, figli, eppure questo arrivismo, questa voglia di arrivare e di avere sempre di più, di allargarsi sempre di più della torta, sempre più grande, fa sì poi che ne rimettano queste persone che non c'entrano niente. Io vengo il 18 di ottobre, sabato scorso, ho fatto una riunione a livello provinciale della mia associazione e avevamo questo motto: alto là. Facciamo vedere che, visto che non ce l'abbiamo, che il dottor naturalmente Dagnotti non ha mandato niente. La pace. Eccolo noi qua, prego. Contro la pace. Perché? Perché siamo, come dire, in una fase che non ci si capisce tanto. Noi voce contro la guerra, non la pace. Ho detto contro sì, la pace. infatti ho detto, cosa devo dire, dottor Dagnotti, contro la guerra. L'ho detto qualche volta. Vabbè, dai. Abbiamo rimediato. Testimoni di pace invece. Testimoni di pace e questo come dire, avvicinandosi il 21 di settembre, la nostra associazione, quel ragazzo di cui parlavo prima che fa parte, assieme alla, come si chiama qua? Alla Rai Play Sound, se si pronuncia così, hanno fatto un podcast con la raccolta di quello che dicevo anche prima, di storie da mettere, e 5 di queste sono già in visione attraverso la Rai, collegandosi con la Rai Special Sound qua, Rai Play Sound, collegandosi con questa Testimoni di Pace, possono collegarsi e ascoltare solo non in video, solo in audio, e possono ascoltare le testimonianze vissute dei nostri vittime civili di guerra. Che ce le porterà la prossima volta, perché noi vorremmo sentire anche queste testimonianze, visto quanto è seguita questa trasmissione, per far capire l'importanza della testimonianza. Sì. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, dicevi che la politica non si occupa abbastanza dei feriti di guerra, ma la politica è la responsabile delle guerre, cioè la politica dovrebbe fare di tutto perché le guerre non scoppiano, e invece queste guerre che sono scoppiate, la politica ha guardato da un'altra parte, specialmente questa Europa qui. Poi la signora von der Leyen, che era andata in Ucraina a contare i crimini di guerra che faceva Putin, non so se mi sono perso qualcosa, ma non mi sembra di averla vista a Gaza andare a contare i crimini di guerra che faceva Netanyahu a Gaza. Allora, questa politica deve sapere che le guerre sono solo morte e distruzione, e che non dobbiamo più avere guerre, e che sono loro i responsabili.
Ciao Milena, grazie. Grazie caro Leone, ti ringrazio per quello che hai detto. Io parlavo proprio del sociale, quel sociale che fortunatamente è qui in Italia, anche nel nostro Veneto, che dovrebbe essere molto più coccolato di quello che si è fatto. Non riusciamo veramente a capire perché non riescono a capire proprio che dovevano supportarci, invece di vedere ma che colore politico sei, ma chi rappresenti, i cerchi magici. Noi siamo stanchi di queste cose, noi vogliamo essere ascoltati per quello che facciamo, per quello che cerchiamo di dare, e soprattutto di capire che se noi non facciamo più questo, la politica avrà dei grossi problemi, ve lo posso assicurare, sia a livello locale che regionale che provinciale. Dottor Dagnotti? No, soprattutto nella sanità, perché un conto è fare la domandina e devi attendere. Ma se la tua patologia deve attendere, che già è conclamata, e la devi seguire, come ce n'ho una anch'io che deve essere seguita a tempi determinati, che non può aspettare, o bisogna andare sul brontolare, o sul privato che... Anche perché dobbiamo avere quel sanitario che ti segue, perché se ne trovi uno, ogni volta lo trovi diverso. Come si fa anche lui a capire un momentino? Abbiamo Aldo da Castelfranco, poi saluto gli ospiti. Vai Aldo. Sì, buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Devo fare una riflessione sulle aggressioni che ci stanno avvenendo in questi giorni sugli anziani, specialmente quelli che superano gli 80 anni. Cioè, che a 80 anni sono i sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, quindi che sono quelli che sono nati più o meno dagli anni 39-40. Però non c'è nessuna legge che li tutela, perché queste persone vengono, in famiglia abbiamo 2 over 80, praticamente tutti e 2 hanno avuto un tentativo di truffa, arrestati i personaggi dopo 2 giorni liberi. Sì. Però questa cosa si ripete 10 volte minimo sulle notizie qua del Veneto, ma immagino tutte le regioni. Ma mi chiedo, ma questi politici faranno una legge a tutela di questi anziani? Cioè, così difficile? Non capisco, IGA e Laura, cioè non è difficile fare una legge speciale a difesa di questi anziani. Poi altrimenti succede come con Serve e Padova, hanno fatto un'aggressione, sta signora soffriva di cuore, dopo 2 ore si è morta a casa. Volevo chiudere e salutare con questa telefonata. Guarda Aldo, ti ringrazio tantissimo. Cosa ho detto io prima? Abbiamo bisogno di competenza, della certezza della pena, di leggi che vengono applicate, che gli addetti ai lavori dicono che le leggi ci sono, ma se uno le interpreta come vuole, soggettivo, oppure non viene applicata. La Costituzione è chiara, ma è scritto nella Costituzione, ma nella realtà poi queste cose non vengono applicate. Il diritto della persona, il rispetto della persona. Ti ringrazio Aldo per aver ricordato queste figure che a Mirella stanno tanto a cuore. Domani vi farò vedere questo viaggio che ho fatto a Resia, questa gita con loro al paese dell'Arotino, una giornata bellissima, splendida, con questi diversamente giovani, una felicità unica, perciò vedrete, li sentirete, e perciò hai ragione, bisogna che li tuteliamo. Per quello dico sveglia Veneti, svegliatevi. Grazie ai miei ospiti, saluto anche Giacomo Mambriani, che è dovuto andare via, ma che saluta gli ospiti e saluta voi, ma non ce la faceva a rimanere. Grazie a Alberta Rastelli, presidente Associazione Il Cielo in una stanza. Grazie a Dino Dagnotti, presidente Vittime Civili di Guerra, di essere stato con noi. Grazie, pubblicità. Canto d'amore. Tra settembre e ottobre, al calar del sole, boschi e valli risuonano dei potenti bramiti dei cervi in amore. Un richiamo primordiale che segna l'inizio della stagione degli accoppiamenti. In questo periodo avvistare un cervo diventerà più semplice, poiché i maschi si affrontano in spettacolari duelli di bramiti e cornate per conquistare le femmine del branco.
un momento di pura emozione che ci connette alla forza della natura. Come avete visto sono piena di corna questa mattina, guardate, sono la regina delle corna, guardate che corna la Mirella questa mattina, di tutti i tipi, lunghe, corte, chi ne ha più ne metta, e ne parleremo questa mattina con il generale Isidoro Furlan, che spiegherà perché ha portato questa meraviglia della natura. Ecco, io ho molta pena per questi cervi e soprattutto capire dove arriverà l'uomo con la caccia. Adesso si è aperta la stagione della caccia. Cosa farà, se serve ancora la caccia o se si potrebbe fare qualcos'altro. Perciò ringrazio veramente il generale Isidoro Furlan. Abbiamo anche una studentessa che mi fa molto piacere, Angelica Moresi. Ciao Angelica, grazie di essere qui. Ecco, sentiremo anche la tua versione, poi spiegherai anche di quello che ti occupi, però volevo anche capire anche da una ragazza giovane cosa vuol dire la parola caccia per Angelica Morisi. Allora, generale, come mai tutte queste corna stamattina, il bramito dei cervi, questo libro molto bello, Le avventure di Silvano, guardate. Molto bello questo libro, forse dovremmo ritornare a leggere i libri con i bambini, con i nipoti, con i figli, prego. Dunque mi fa un po' da ridere perché se a parlare di corna non è proprio la mattina giusta, però queste sono veramente le corna di un cervo in varie annate. Questo è un palco di un adulto. In sostanza siamo in piena attività venatoria. D'accordo? Allora Mirella, dobbiamo spiegare che la caccia è una cosa, l'abbiamo detto anche altre volte, e il bracconaggio è un'altra. Dopo la invito a farmi una domanda sul bracconaggio, perché questa volta gli do una novità assoluta. La Regione Veneto è stata l'unica regione, e qui mi levo il cappello, che non ha accettato la deroga per l'abbattimento di uccelli protetti come i fringuelli, per cui Regione Lombardia li abbattono 5 al giorno, che sono animali molto ma molto protetti, mentre qui la Regione Veneto non ha accettato questo. Sono veramente orgoglioso di questo. Chissà perché sotto elezioni fanno tutto, chissà perché mi viene anche questo. Sotto elezioni diventa tutti bravi, danno risposte che per anni non hanno dato. Tutti bravi, ma bravi, risolvono problemi che sono decenni fermi, all'improvviso si risolvono i problemi. Angelica, cosa vuoi dire, come commenti, cosa fai? Spiega anche il tuo ruolo, perché sei qui questa mattina da Mirella Sveglia Veneti. Prego Angelica Moresi. Ciao a tutte e a tutti, io sono appunto Angelica dell'Unione degli Universitari di Venezia e noi siamo un'associazione universitaria che si occupa anche di rappresentanza. Infatti io sono ancora l'attuale rappresentante nel Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio e sono qui oggi per parlare insieme a voi di questione abitativa sugli studenti, di case principalmente. Magari anche vivere assieme una natura, ecco, più bella, ce l'abbiamo. Ecco, io sono convinta, poi il generale naturalmente cercherà di far cambiare idea alla Mirella della caccia. Io la caccia la abolirei, lo dico chiaro e tondo, proprio la parola non mi entra proprio. Generale, lei spiegherà tutto quello che vuole, ecco, ma a me non entra questa parola, perché penso che nel 2025 potremo fare altro, anche spostare magari certi animali come li abbiamo messi, magari possiamo portarli anche via, perché il lupo è stato messo, l'orso è stato messo da qualcuno, il cinghiale è stato messo, adesso ci si accorge che non va più bene e allora li prendiamo e li portiamo da un'altra parte. È talmente grande la nostra bellissima Italia, e non solo l'Italia. Allora, generale Mirella, in questo periodo, anzi siamo già nella fase finale, c'era il bramito. Consiglio alla studentessa di andare sul Consiglio a sentire le ultime code, ormai siamo alla fine, del bramito del cervo. In questo periodo il cervo è andato per circa 25-30 giorni in amore, ha fatto metà settembre, metà ottobre, dai. E in questa zona ci sono circa migliaia di cervi che sul Consiglio sono stupendi, stanno benissimo, e lì
sono anche un po' troppo numerosi. Detto questo, torniamo a noi. Perché ho portato il cervo? Perché è l'animale, io lo considero il re della foresta. In sostanza, la cosa principale, questo è un palco. Il 90% delle persone, il 95% delle persone dicono: ma quanti anni ha questo cervo? Che questo è un cervo adulto. Contano le punte, che non servono a niente, non è così che si conta gli anni del cervo, 1, 2, 3, 4, in questo caso a 5 anni, d'accordo, ma io lo sapevo, ma si legge da dove? Da il consumo degli anni, cioè dei denti, si vede qua. Il dente ha gli anelli all'interno e si legge solo la natura non serve neanche al dentista, avete visto? La natura, se guardate che denti, no, guardate, bellissimo. Questo ha 5 anni, no? Mamma mia. E si legge molto bene, 1, 2, 3, 4, 5 anelli all'interno dei molari, dei vari. Lui non ha i canini perché li ha persi davanti, che serve per brucare leggermente, ma qui, perché vede che è stato rosicchiato, perché questo è stato raccolto da un cervo che è morto per fatti naturali, perché non è stato abbattuto. In sostanza, già è una bella cosa questa. Mi serve, dopo vi spiego però la differenza tra caccia e cacciatori e bracconieri. Dunque mi serve perché lo porto ai bambini, tutta sta roba, gli insegno cos'è il palco del cervo. Questo è un adulto, dopodiché quando dopo un anno che il cervo emette le corna, dopo un anno il primo palco è questo. Questo è quello che facciamo noi quando troviamo qualcuno che si comporta male, che non ci piace, facciamo così noi, impariamo dal cervo. La Mirella mi fa anche sorridere. Dunque, io voglio fare il serio, invece lei mi mette sempre a fare le risatine. Ascolti. Questi palchi cadono ogni anno, d'accordo? Solo il maschio porta il palco nel cervo e così anche nel capriolo, perché questo è il palco di maschio di capriolo, vede la potenza del cervo e la potenza del capriolo. Qui sono 2 quintali e questi sono 30 kg, è un animale un po' più piccolo. Fermo generale, perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se no cade la linea. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, oggi entro in corner. No, volevo fare una domanda al tuo ospite, rifacendomi in sintesi massima a quello che ha detto al tuo ospite qualche giorno fa, quello della caccia della lava. No? Ci ha detto che loro per abolire completamente la caccia, perché per loro chi che va a cacciare serve solo a divertire. Ecco, allora arrivo subito alla domanda. Beh, in natura, a parte i vegetali, ma tutta la vita vive perché va a caccia, cioè la vita per vivere purtroppo deve mangiare altra vita. Quindi tutti gli esseri viventi va a caccia. Voglio chiedere come mai che solo per l'uomo, che io non so cacciatore, cioè non è che mi scandalizzo se venisse eliminato completamente a caccia. A me fa una questione del criterio, del ragionamento, no? Infatti dicevo, attenzione a estremizzare, perché solo l'uomo che può andare a cacciare un fagiano e mangiarlo il fagiano anche, perché solo per lui invece viene stabilito che va solo per divertirsi e quindi deve essere eliminato? Cioè, io non difendo neanche per sbaglio i cacciatori, però bisogna sempre essere giusti ed equilibrati, cioè dire che sarebbe meglio lasciar vivere gli animali e ti va a comprare la carne in macelleria non lo trovo sbagliato, ma dire cioè, che una persona si, tra virgolette, arroga il diritto di stabilire lui che tutti gli altri, siccome chi va a caccia solo per divertirsi, abolimo a caccia, a me mi pare un modo di fare leggermente fascista, cioè siccome che mi ha perso così nessuno deve dissentire e mi impongo la decisione. A me pare un po' estremista, anche, ripeto, che mi non so contro l'abolizione della caccia, non me ne frega nulla, però ecco, bisogna sempre che le cose sia equilibrate. Ecco, mi chiedo al tuo ospite, mi pare che sia della materia, ma è giusto dire che quando l'uomo va a cacciare lo fa solo per divertimento e no anche per mangiare?
Grazie Mirella, ciao. Grazie a Vladimiro, prego generale. Allora le rispondo subito, in quanto chi stabilisce di andare a caccia è una legge, la 157 del 93, ed è una legge dello Stato, per cui lì un cacciatore ha il diritto di andare a caccia perché è stabilito dalla legge, non che uno dice di sì o uno di no. C'è una legge, in tutti gli stati del mondo c'è la caccia aperta. Si ricordi, ma glielo dico anche agli altri che ci ascoltano, che io non sono né favorevole né contro la caccia, io sono per la linea della legge, e cioè la legge stabilisce che si può andare a caccia e allora c'è un regolamento e ci sono tutta una serie di articoli che uno deve rispettare. Il cacciatore, se rispetta gli articoli di legge, è in regola con tutti. In sostanza, dopo ci sono dei principi che uno dice io sono contro la caccia, l'altro dice io sono favorevole alla caccia. Ma ricordiamoci che comunque se un cacciatore è anche onesto, bravo e diligente, fa anche delle cose fatte bene. Perché certi animali certe volte possono essere selezionati. In Austria, in Svizzera e in Germania c'è il select selector, cioè quello che seleziona gli animali che vanno portati via dal territorio, perché sono animali che danno anche dei disturbi. Questo è anche un fenomeno che va giustificato la caccia. Non dobbiamo invece confondere la caccia col bracconaggio, che sono due linee diverse, completamente diverse. Il bracconaggio è fuori legge, la caccia è consentita da una legge dello Stato. Ecco, e io mi fermo qui perché io non devono essere super parter, io non sono né favorevole, ripeto, né contrario. Gli ambientalisti sono tutti contrari, giustamente, loro fanno la loro parte, gli ambientalisti devono portare avanti le loro idee, mentre le forze dell'ordine stanno in mezzo, fanno applicare le leggi e gli altri cacciatori si adeguano alla legge che c'è nello Stato, la 157/93. Ma i bracconieri non sono cacciatori? No. I bracconieri utilizzano dei mezzi illegali per andare a caccia. Ma sono dei cacciatori? Sono dei bracconieri. Va bene generale, mettiamola così, però io sto dalla mia parte al momento, non mi convince perché penso che la natura in questo momento deve assolutamente essere rispettata. Qualcuno dà sempre la colpa a qualcun altro, passano i cerini, però le future generazioni non avranno la fortuna di vedere quello che abbiamo visto noi. E il più grande nemico della natura è l'uomo, sì, non sono di sicuro gli animali. Questo sono d'accordo, e qua non al si piove. 100%. Bene, non c'è lei un po' alla volta lo portiamo dalla nostra parte, in generale. Allora, Angelica, parliamo anche di studenti, di affitti, queste case che non riuscite a trovare, questi costi altissimi. Ecco, anche qua la politica dovrebbe battere un colpo. Pensa che io sono a Treviso, abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo e non abbiamo un ostello. Io lo volevo fare, ma lungi da me. Hai capito come funziona? Vade retro satira, che sarei io, perché propongo queste cose, perché mi sembra con l'università che abbiamo, con quello che abbiamo anche a Treviso, anche a 2 passi da Venezia, un ostello ci sarebbe bene. Ma non mi fermo qui, e qua ti voglio, perché sono stata in visita a Venezia, ho visto isole con delle strutture enormi che potrebbero essere date e ristrutturate, perché non sono del tutto cadenti, proprio per niente, ma sta arrivando sempre l'hotel a 7 stelle, fra poco arriveremo a 10 stelle, aspettando che arrivi il giapponese, il cinese, l'indiano, il pakistano e il russo, ma ormai pochi i russi, che acquistino le isole con tutto quello che c'è dentro. Lo trovo vergognoso, perché ho visto qui i miei occhi, sono andata a visitare, tanto è vero che farò un giro anche col Sunia, con la dirigente del Sunia,
per capire cosa si può fare, perché così non si può andare avanti. Ecco, abbiamo a 2 passi da casa la possibilità, questi ragazzi che trovano questi alloggi, e noi guardiamo da un'altra parte, oppure ne costruiamo di nuovi. E beh, qual è il problema? No, non guardiamo quello che abbiamo in casa, non guardiamo gli animali che avevamo, no, dovevamo fare qualcos'altro e poi ci troviamo in queste situazioni. Allora, dimmi come la vedi tu, Angelica, e come supportare, ecco, queste iniziative, perché avete necessità di queste cose. Prego. Sì, allora, per quanto riguarda la residenzialità universitaria ci sono 2 facce della medaglia. I primi sono gli affitti, cioè gli affitti veri e propri, quindi trovare un padrone di casa, andare a vivere in una casa con un contratto regolare. E questo è una cosa che succede molto spesso, nel senso che è la faccia della medaglia più utilizzata, perché tutti cercano affitto e non si rendono spesso conto magari anche delle agevolazioni che ci sono. Appunto l'altra faccia della medaglia invece sono gli alloggi pubblici messi a disposizione dall'Ente per il diritto allo studio, che sono circa 1000 in questo momento, su un totale però di 10.000 studenti fuori sede a Venezia, quindi diciamo che ci sono gravissimi scompensi a livello di posti letto all'interno in generale della regione, però a Venezia questa cosa si sente molto. Poi l'altro tema è che le residenze universitarie sono molto stringenti, molte non sono pubbliche, quindi sono gestite da un privato che mette i prezzi a libero mercato, quindi anche se un posto letto di una residenza universitaria costa di più di un posto letto normale con l'Ente per il diritto allo studio. E il turismo sicuramente non aiuta, perché la maggior parte delle case vengono ristrutturate per far alloggiare i turisti, non si pensa né ai residenti né agli studenti, perché i residenti hanno la fortuna si stanno piano piano spostando e evitando l'isola, quindi il centro storico, e spostandosi a Mestre e a Marghera, e in generale nelle altre città della provincia, mentre gli studenti sono vincolati al fatto che l'università è in isola, quindi c'è comunque un raggio di vicinanza, anche se ormai ci sono studenti che vivono fino a 1 ora e passa di mezzi pubblici dall'università, quindi comunque la città dovrebbe cercare di accogliere il più possibile gli studenti, quando invece ci troviamo in una situazione in cui c'è una crisi abitativa e non si riesce a trovare un affitto dignitoso per poter vivere in città. Senti, un'altra cosa che volevo proprio confrontarmi con te, cosa che fanno anche in altre regioni d'Italia, è mettere assieme quelli diversamente giovani, chiamiamoli così, perché la parola anziani proprio non mi piace, non la sopporto, i diversamente giovani che vivono da soli, anche isolati, ecco, a mettere a disposizione queste case con voi, perché il problema, a mio avviso, e mi fa molto rammarico dico questa, è che il giovane viene visto come quasi sempre una persona che può creare problemi, che è violento, e chi sei che mi metto in casa, chissà chi avverrà. Invece io sono convinta che vivrebbero benissimo sia queste persone che sono completamente sole, che voi, perché riuscirete a fare, ecco, questo assieme di vedute, anche non più di solitudine, ma di aiuto reciproco. Pensate che perché si fa così fatica? Ma perché siamo così chiusi e avere la paura di mettere uno studente in casa? Ma quello che mi dà ancora più fastidio è che nessuno lo propone. Queste persone non sanno che potrebbero fare questo. I figli, poi non ne parliamo, certo, i figli, per carità, guai a mettere qualcuno in casa, mia madre, poi arriva la truffa, arriva il ladro, mentre con queste persone sarebbero più veramente anche accompagnati in un percorso diverso. E un'altra cosa volevo chiederti, Angelica, ma anche questi alloggi dei frati, dei preti, dei suore, non avevamo più frati, più preti, più celle vuote complete. Qua me l'ha detto un prete, questa è una persona che ieri ho avuto ospite, che condivide quello che dice Mirella. Ma perché non unire le forze in un momento così drammatico che stiamo vivendo? Cosa dici, Angelica?
Beh, allora, sul social housing noi siamo completamente a favore, nel senso che pensiamo che l'intergenerazionalità in una situazione di questa tipologia possa essere una forza e che mettere a vivere insieme nella stessa casa appunto una persona diversamente giovane e un giovane possa essere una bella scoperta, che ovviamente non risolve, cioè non è una misura strutturale che va a risolvere completamente la crisi abitativa, però può aiutare nella situazione in cui ci troviamo e quindi viene fatto in moltissime altre città italiane. A Venezia non è ancora arrivato, però secondo noi dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile. Dai che spingiamo, Angelica, dai che spingiamo. Sì. E poi l'altra cosa che mi avevi chiesto era... I preti, i frati, queste suore che tutte vuote, cosa dici? Beh, allora, in realtà a Venezia ci sono 2 alloggi che vengono anche utilizzati, che vengono appunto da preti, suore. Abbiamo le suore che accolgono solo ragazze e invece ci sono 2 CPU che invece sono i centri pastorali universitari, uno a Venezia e uno a Marghera, che ospitano invece giovani di tutte le età in generale, e secondo noi anche qui non è sempre una situazione strutturale, però aiuta, comunque sono alloggi a un minor prezzo rispetto al prezzo libero di mercato. E pensare tutte le chiese che abbiamo anche a Venezia, le strutture per accogliere questi ragazzi, io penso che bisognerà veramente battere un colpo, Angelica, lo dico, dovete battere forte, siete bravi, siete delle persone veramente molto sensibili, ecco, cerchiamo di far vedere gli esempi. Chi non prenderebbe Angelica in casa? Generale, no, perché lo diciamo, chi non prenderebbe Angelica? Chissà quante nonne che ti stanno vedendo, Angelica, che direbbero io la voglio. L'Angelica è una rappresentante carina e pertanto lì ha la sua figura. Ma io dico, posso dare un consiglio, però sono stato studente, ho fatto 5 anni all'università anch'io a Padova, dormivo in camerate anche da 5 perché il mio papà era contadino, non aveva la possibilità di mantenermi in un ostello da 8 stelle, ha detto prima. Io dico, Angelica, anche un po' di adattamento ci vuole per questi giovani, perché sono abituati ultimamente ad avere tutto e subito. E si può anche fare l'orario di un'ora di andare e venire da Venezia. Venezia non è semplice, Venezia è complicatissima. Se a Padova ci sono 60.000 studenti, a Venezia ci sono 10-15.000, è difficile perché le strutture non ci sono. Però bisogna anche un po' fare i sacrifici, Attenzione, giovani di oggi non sono più capaci di fare i sacrifici che facevamo noi diversamente giovani come siamo adesso. Ma guardi che non si deve guardare indietro, generale, si deve guardare avanti, non si deve dire io una volta, no, generale, non funziona così, io domani, io in futuro, perché io una volta non esiste, non generale, esiste più, non fa più storia. Non esiste questa storia, dovete dimenticarvela. Abbiamo Mirella da Riese, vai Mirella. Ciao Mirella, buongiorno ospiti. Allora cara, dico che adesso alla fine di settembre con i miei cognati siamo andati a fare un giro una domenica, mi ha detto vengo a prenderti perché sono sempre a casa sola là. E allora no, vengo a prenderti e siamo andati al Col San Martino. Al Col San Martino, quasi al centro così, è sbucato sulla strada un cervo e siamo stati 20 minuti perché vada via in macchina tutti fermi. Delle volte abbiamo visto un capriolo su Asiago, io e un mio amico là, a sbucare sulla strada. E abbiamo anche un po' di paura, ma non c'è nessuno che lo fa andare in su, che vada per la sua strada. Grazie cara Mirella, grazie, fammi andare avanti, ma hai fatto bene, ecco, sentire anche queste persone che raccontano. Allora, raccontiamo invece chi è il cervo nobile. È il più grande tra i mammiferi ungulati del nostro territorio. Gli esemplari maschi adulti possono raggiungere i 2 metri di lunghezza, 1,30 m di altezza,
al Garrese e superare i 220 kg di peso, con un corpo robusto, arti lunghi e muscolosi e sensi acutissimi. Il cervo è perfettamente adattato ai terreni forestali più impervi. Negli ultimi anni, grazie alla scarsità di predatori naturali, le popolazioni di cervi sono aumentate in molte aree appenniniche alpine. Questa crescita, se da un lato testimonia un positivo recupero della specie, dall'altro può creare difficoltà di convivenza con agricoltori e foreste, dove i cervi possono causare danni al rinnovamento boschivo. Calma. Alla scarsità di predatori naturali. Come mai, generale, sono scomparsi i predatori naturali? No, qui devo fare un piccolo aggiornamento. I predatori naturali sono adesso entrati nel bosco. Abbiamo il lupo come grandi carnivori e l'orso grandi carnivori. Poi abbiamo sempre e comunque l'aquila reale, che l'aquila reale ha la funzione di controllare i cerbiatti appena nati. Cioè, se la mamma lascia libero il cerbiatto incustodito e non mimetizzato nel bosco per bene, l'aquila lo prende quando ha 5, 4, 3, 2 kg. Per cui i predatori ci sono, anzi direi che adesso sono in netto aumento, fin troppo quasi, perché il lupo adesso sta veramente aumentando fin troppo le sue capacità di controllo della natura, soprattutto controllo dei erbivori come il cervo, il capriolo, il camoscio e tutti questi animali. Per cui bisogna che ci sia anche l'aiuto dell'uomo nel controllare, nel censire, nell'inventariare quanti animali abbiamo come erbivori e quanti sono i controllori degli erbivori, cioè i grandi carnivori. Se non c'è questo controllo scientifico, se non c'è questa commassazione, questo inventario, che le parti siano in equilibrio, ha capito? Ci deve essere un equilibrio, perché se non c'è l'equilibrio in natura, la catena si spezza. Ma questo, lei è stato un forestale, non dovrebbe essere un compito del forestale fare questo? Perché dobbiamo forza, non è solo un compito del forestale. Forza andare da un'altra parte, visto che abbiamo anche la possibilità di avere questo corpo forestale, che adesso non ho capito, perché sono tutti stati presi anche dalla regione, il forestale in regione adesso non so. Prego. I forestali sono stati, il corpo forestale dello Stato è stato assorbito 7 anni fa dall'Arma dei Carabinieri e fanno lo stesso compito che facevano prima. Però io dico che è scientificamente la cosa va studiata. Prima va studiata a livello universitario, alla sede dell'ISPRA o nelle sedi appropriate della regione, perché è la regione che gestisce la fauna selvatica. Infatti. Nel Veneto è Venezia che deve gestire e fare le linee operative. Il controllo è un'altra cosa, il controllo che tutte le cose siano messe nei posti giusti è demandato all'Arma dei Carabinieri Forestali, ma la gestione è demandata alla Regione Veneto, ok? Sono due cose diverse, Molto chiaro, più chiaro di così si chiama Sveglia Veneti questa trasmissione, perciò svegliatevi, perché mi sembra che sia stato chiarissimo. Quello che volevo sentire anche dalla nostra Angelica Moresi, facciamo una cosa, Angelica, chiediamo forse al generale che ci presti queste corna che andremo dai politici futuri se non daranno le risposte che vogliamo con queste corna, ma anche superstiziosi, perciò diranno subito di sì, ce le facciamo prestare e ci presentiamo con queste corna per vedere se riusciamo ad avere delle risposte che veramente non possono più aspettare per questi ragazzi. Prego, dimmi pure, Angelica. Sì, io appunto ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, cioè il turismo a Venezia, cioè non solo per quanto riguarda le case, ma essendo che Venezia adesso gira intorno al turismo, diciamo che le persone mano a mano si spostano e quindi abbiamo anche meno servizi, cioè basti pensare che molti reparti dell'ospedale
di Venezia, il San Giovanni e Paolo, siano passati al Sant'Angelo di Mestre, quindi è anche un po'... ovviamente i servizi si spostano dove si spostano le persone. Se in isola le persone stanno iniziando ad andarsene, ci saranno anche meno servizi, però in isola vivono tanti studenti che invece non fanno parte in modo attivo della vita politica, perché se sono fuori sede, quindi vengono da una regione diversa dalla regione Veneto, non hanno un medico di base, non hanno agevolazioni e tutto quanto, e quindi gli servono i servizi pubblici. Senti Angelica, come vedete voi la politica in generale, anche quella di cui parliamo, perché si parla molto di regione. Io dico sempre, e loro lo sanno, gli ascoltatori a casa, che non dobbiamo sempre andare a Roma e pensare a Roma, dobbiamo pensare anche alla regione Veneto, perché ha delle facoltà e anche delle competenze che sono molto importanti, e dove arrivano i soldi dal governo anche in generale. Ecco, e questi soldi tanti anche, infatti nessuno vuole andare a casa, nessuno vuole andare a casa, tutti vogliono rimanere su quella poltrona, ecco, anche perché sono quelli che vedono più soldi di tutti quanti, anche del nostro presidente. Ecco, arriva una montagna di soldi, questo va detto, e sono i nostri soldi, sono soldi pubblici. Cosa vorresti chiedere al nuovo presidente della regione, anche alla nuova giunta, ai nuovi assessori? Ecco, cos'è che vi preme? Perché come giustamente dici, noi vorremmo anche partecipare alla vita politica, ma non ce la facciamo perché siamo impediti da tante cose, anche da infrastrutture che non funzionano, perché è facile dire vado a scuola, sì, il treno non arriva, il treno è in ritardo, poi non riesco ad arrivare, cioè alle 11 non arriva più niente a Venezia, caro generale, tutti fermi, se non vai in macchina, ciao, te torni il giorno dopo, perché non arrivano e non partono più treni. Cioè proprio non ci siamo, guardate, ve lo dico io, non ci siamo proprio. Angelica, vai. No, io dico quello che penso, sai, non ho problemi di dirlo. Prego. È per quello che sono terrorizzato io. Vai Angelica. No, allora, una cosa a livello studentesco che credo che sia una rivendicazione che portiamo avanti da tanti anni è la copertura delle borse di studio a livello regionale. Cioè le borse di studio sono finanziate dalla Regione Veneto, però negli anni è successo molte volte che non si riuscisse a coprire tutte le borse di studio degli studenti che sono idonei, che quindi hanno tutti i requisiti per avere la borsa, però non ricevono la borsa perché non ci sono soldi. Solo che i soldi arrivano, dobbiamo capire anche una ottima distribuzione per far sì che le persone che hanno un diritto, quindi il diritto allo studio, venga rispettato in questo caso, piuttosto che investimenti su altre tipologie di cose che però sono secondarie rispetto al diritto di studiare e di arrivare anche ad altri gradi dell'istruzione, come dice la Costituzione. E questo è quello che voi chiedereste, perché è importante la borsa di studio, e dopo soprattutto anche l'esempio che date, io dico sempre a quelli che vedono i giovani, non tutti, ma quelli che vedono i giovani come nulla facenti, che non hanno voglia di far niente, io vedo che nei ristoranti, nei bar, ecco, in tante situazioni ci sono i giovani che lavorano. Sono loro. Ci sono i giovani che lavorano. Certo. E quando parli con qualcuno so sempre per mantenermi gli studi, ecco, perché dobbiamo dire anche queste cose generali. Abbiamo dei bravi ragazzi, ne abbiamo pochi, cerchiamo veramente, come dice la nostra Angelica, di capire cosa hanno bisogno, perché è facile dire una volta non era adesso generale, una volta non si mangiava, adesso non si muore più di fame generale, grazie anche al mondo del volontariato. Ecco, una volta non si andava a lavorare e a fare i giretti nella luna, adesso abbiamo i super ricchi che fanno i giretti sulla luna, magari un giretto in meno e qualcosa in più ai ragazzi non sarebbe mica male. Ecco, fanno tanta solidarietà, per carità, sarà anche vero, non dico di no che non la facciano, però vorrei capire a chi va questa solidarietà e com'è distribuita, tanto a pochi e zero a tanti. Questo funziona così, perché poi funziona che la solidarietà viene dirottata da chi di dovere, che ti indica dove dare la solidarietà, invece dovrebbe essere una bella cassa unica dove poi viene divisa la solidarietà anche per gli animali, soprattutto anche per proteggere la natura. Prego generale. Io l'avevo invitata a farmi una domanda. Sì, sui bracconieri? No, sulle deroghe degli uccellini. Ah, un'altra. Me la faccio io la domanda? No, se la faccio le rispondo. Allora guardi, l'Europa ha dato la possibilità allo Stato italiano e in deroga alle regioni di poter abbattere
i fringuelli. Per questo non avevo fatto domanda, speravo che si dimenticasse. Prego. Pensi, Angelica, mi ascolti bene, questi uccellini sono di origine veramente lontana, cioè vengono dalla Russia, dalla grande foresta del nord dell'Europa, e sono in atto adesso nella fase di migrazione, cioè vanno dal nord, perché lì fra un po' ci sarà la neve, e vanno in Africa, si fermano per riposare e per mangiare sull'arco alpino. Hanno dato una deroga per abbattere questo uccello protetto e tante regioni hanno attivato la deroga, mentre questa volta, devo dire la verità, tanto di applauso alla Regione Veneto, perché la Regione Veneto non ha accettato, non ha fatto tutte le carte per avere questa deroga. Bene, si possono abbattere 5 fringuelli al giorno, segnati, alla sera li devi mandare via col computer, fino a che si arriva il quorum, che dopo l'ISPRA dà l'ordine di chiudere la caccia ai fringuelli. Però io dico, posso capire che, e qua sposo la sua tesi, che si possa abbattere il cervo, quello che è consentito dal calendario venatorio, ma i fringuelli, che sono dei piccoli uccellini che ormai non hanno, questi devo dire che qui bisognerebbe cambiare anche qui le leggi, perché i fringuelli devono essere banditi alla caccia. Sono stato chiaro? Tanto chiaro che mi viene un dubbio, perché non è stato riconfermato un assessore, forse. No, ma è stato questo lampo. Sentiamo cosa ne pensa, ecco, Angelica, ecco, questi giovani che stanno cercando invece, proprio ci mettono la faccia, protestano per l'ambiente, sono gli unici che protestano, questa è la verità. Io non vedo i diversamente giovani a protestare per l'ambiente, per un ambiente migliore, per cercare di tenere quello che si può ancora tenere. Sono loro che veramente sfidano anche certe aggressività, diciamo anche verbali, di certe persone che non capiscono che lo fanno anche per loro, perché un ambiente sano vuol dire sanità della collettività, o sbaglio, Angelica? Sì, noi, cioè almeno io personalmente sono contraria alla caccia, nel senso, cioè in generale più anche per una questione etica, per una questione anche ambientale, come veniva detto, e quindi in realtà io stavo ascoltando questo discorso un po' come lo stavi ascoltando tu, quindi in generale non mi trovo molto d'accordo, però capisco anche i limiti, cioè sono stata molto interessata poco fa quando si parlava dei limiti tra la legalità, appunto, e su cosa viene considerato in questo momento, perlomeno in Italia, legale. Mi piacerebbe ampliare il discorso a livello internazionale, quindi capire quali sono i paesi che permettono la caccia, come la permettono, eccetera. Allora, io volevo leggere anche questi passaggi. Guarda, ringrazio veramente il generale che mi ha portato questo libro, perché è bellissimo, capite quanto la natura è più intelligente dell'uomo. Guardate, io più che leggo queste cose, più capisco che siamo proprio fuori, che la caccia la bollirei su, cioè filmerei su. Allora, cosa mangia il cervo? Attenzione, a casa state attenti. Il cervo è un animale erbivoro e molto adattabile, che adegua la sua dieta alle stagioni. In primavera ed estate si nutre prevalentemente di erba, arbusti e foglie verdi. Durante i mesi freddi migra verso aree quote più basse e riparate, integrando la dieta con foglie secche, bacche e frutti selvatici. Questa capacità di adattamento consente al cervo di sopravvivere anche in ambienti con risorse alimentari limitate. Cioè, avete capito? Lui si adatta, mangia in base alla stagione, certo, e noi poi gli spariamo. Perché sono di più, perché fanno male. Io mi ricordo anche da bambina, non so tu Angelica, sei presente quelle belle favole che arrivava questo cervo. Adesso c'è anche una pubblicità bellissima col cervo che arriva, bellissimo, con questi animali, ecco, Walt Disney che sapeva veramente, mamma mia quanto rimpiango Walt Disney, che sapeva
trasmettere la forza della natura con questi animali, contrapponendosi all'uomo, ma vinceva sempre l'animale. Generale, adesso chi vince? Mi sa che è duro rispondere a questo, sì. mi sa che vince l'uomo adesso. Io vorrei intanto dire all'Angelica se si attiva affinché voi, se volete, di Venezia, vi aiuto io e vi porto io nel bosco, sul Cansiglio, siete vicini, e vi faccio da guida, per cui si faccia dare i telefoni dalla nostra conduttrice Mirella, e la Mirella vi dà tutto quello che volete, ma io vi accompagno anche per dare il mio contributo, ma comunque non so, ne troverete anche degli altri. Il problema adesso, come ripeto, la caccia è consentita da una legge, per cui prima bisogna abolire la legge e dopo si abolisce la caccia. Per cui nello Stato della democrazia voi dovete sempre avere presente questo, studentesse e studenti, che le leggi vanno rispettate perché ci sono, e quando si toglie una legge allora vuol dire che non si è più obbligati a seguire quelle regole, chiaro? Perché è così che funziona la democrazia. Io dico che la caccia è consentita e lo ripeto, io non sono né favorevole né contro la caccia. Io la rispetto perché la legge stabilisce che il cacciatore può andare a caccia. La Mirella dice di no, ma io non lo posso dire, capisce? Perché la mia funzione è quella di stare in mezzo. Detto questo, vi invito anch'io a essere più portati all'ambiente e portati più all'interno del bosco e seguire i cervi. Vi dico anch'io, venite a vedere il foliage del Cansiglio, che adesso è il periodo di andare a vedere il foliage, così vedete i colori del bosco e forse anche potete incontrare, senza forse, perché lì ne abbiamo tantissimi, tantissimi cervi. Allora, sono molto preoccupata perché c'è un turismo che invece non capisce che non dovrebbe fare anche questo. Io penso che andare a sentire il bramito dei cervi vada fatto con persone, con accompagnatori adeguati, che sanno dove portarci, come comportarsi, e qua bisognerebbe che qualcuno intervenisse, che no, io mi alzo la domenica e vado a sentirmi il bramito dei cervi. Non può funzionare così. Ma perché non fa la Guardia Forestale, Mirella? Non è detto, posso farlo più avanti, ho deciso di vivere fino a 300 anni, perciò potrò fare anche perché veramente penso che certe persone come quelli che vanno su queste montagne magari con l'infradito, si alzano la mattina, abbiamo bisogno di regolamentare, perché noi da soli se no combiniamo macelli, usciamo la mattina e facciamo le regole che vogliamo, non può funzionare così. Cosa dice Angelica? Tutto deve essere veramente per salvaguardare questa meraviglia che abbiamo con la natura, di entrare in punta di piedi, con persone accompagnate, non il fai da te o sciare, come ha detto ieri un ospite, con l'elicottero si arriva e poi arriva la valanga, perché tanto chi se ne frega, pago una multa ma so arrivare in elicottero, pago tanti soldi, quei problemi ci sono, pago la multa ma arrivo in elicottero e poi rimette le spese quello che sta sciando tranquillamente. Angelica, cosa vedo che sorridi, ma io dico quello che penso perché è giusto anche. No, ma io sono d'accordo su questo, cioè nel senso io sono scesa anche in piazza nei momenti del Fridays for Future e a livello ambientale sono molto interessata all'argomento, quindi anche, cioè, sono tante le cose che si potrebbero fare a livello anche nazionale per quanto riguarda l'ambiente, a partire anche dalle grandi produzioni o in generale, cioè poi parte tutto anche un po' dal piccolo e sicuramente la salvaguardia anche dei patrimoni che abbiamo all'interno dell'Italia è importante, secondo me. Detto ciò, appunto, per quanto riguarda andare nel bosco, sì, potrebbero esserci sicuramente dei controlli, poi dipende se una persona appunto è capace e magari vive anche in montagna, ha la possibilità di andare nel bosco la mattina da solo per farsi una passeggiata, bene, però oggettivamente ci sono molte persone che prendono percorsi a cui non sono attrezzati.
Anche perché se ci fosse una segnaletica veramente importante, che qua potrebbero metterla, dove ti indicano che quel bosco è pericoloso, che devi comportarti in una determinata maniera, se dovessi incontrare, perché là ci sono, cioè è inutile che ce la diciamo, o l'orso o il lupo, capisci anche dove, come devi comportarti. Ho queste immagini che abbiamo visto anche il filmato di quel signore che si è incontrato faccia a faccia col lupo e si sono guardati. Generale, il lupo l'ha guardato e poi se n'è andato, perché il lupo non attacca l'uomo, però non lo dicono, fanno vedere sempre che il lupo attacca l'uomo, che sbrana l'uomo, perciò cosa bisogna fare? Uccidere i lupi. Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io penso, e ho visto un documentario, cioè un servizio, sul Cansiglio, che ci sono delle visite guidate, perché il Cansiglio è una meraviglia. Allora, premesso che bisogna andare con chi ti guida, con chi ti dà sicurezza, e questo mi pare anche logico, di buon senso. Quelli che vanno con l'infradito, Mirella, sono dei cretini, scusa il termine. Ma ce ne sono tanti purtroppo. Purtroppo di cretini al mondo ce ne sono tanti. Perché se uno va in montagna, anche dire faccio un giro in montagna, è capitato anche a me come tante persone, la domenica, però piano, parti con le scarpe adatte, è chiaro che a mezzogiorno il sole scotta, puoi anche prendere il sole se vuoi, però come comincia dopo un'oretta, due, cominciamo già ad avere freddo, allora uno si deve anche un po' organizzare, primo. Secondo, io sono per gli animali, Mirella, i lupi io li amo. È vero, c'è sta nomea che i lupi attaccano l'uomo, non è assolutamente vero. Il lupo attacca le pecore, si mangia perché come tutti gli animali hanno bisogno di nutrirsi. Il lupo fa il lupo. Ecco, esatto. Dirò una cosa, io penso che bisogna salvaguardare queste zone, Mirella, anche quelli che vanno a sciare. Io ho degli amici non diversamente giovani come dici te, che sciano fuori pista da una vita. Io capisco che hanno la capacità di sciare, sono persone sportive, perché il panorama è bellissimo, il silenzio delle nevi. Sì, però piano, anch'io posso guardare, scusa, un panorama con questo, non è che mi metto ai bordi di un dirupo perché il panorama è bellissimo, cerco di stare a una certa distanza per non cadere, scusami Mirella. Allora, tutte queste cose messe insieme purtroppo portano morti, e chi va in montagna, spero che questa legge vada in voga, chi va in montagna con l'infradito o chi è fuori pista che succede la valanga devono pagarsi le spese se riescono a tornare vivi. Brava, purtroppo brava Sandra, grazie Sandra, devo chiudere perché voglio vedere anche con quale corna ci saluta il nostro generale, vediamo che corna tira fuori. Dunque, adesso. La cosa che mi piace di più, no, di tutti è questo uncino. Guardate, questo è il camoscio che vive tutta la sua vita sulle rocce in alta quota e non scende mai. Ha ragione. Lui non è attaccato dai lupi perché i lupi non riescono ad andare a prenderlo, per cui viva il camoscio. Viva il camoscio, viva il camoscio, che ha capito, forse ha capito che deve più stare degli altri, che deve stare sempre più lontano. Sulle alte vette. Senta, generale, lei ha detto una cosa importante, la legge dice questo, e finché c'è questa legge noi dobbiamo adattarci e lasciare che ci sia questa possibilità di cacciare. Ma io dico, ma volevano che andassimo a votare per le trivelle, anzi non sapevamo neanche cos'erano, non hanno spiegato niente, ma dobbiamo. Però sul fine vita e sulla caccia io non vedo e non sento che abbiano intenzione di fare un referendum per vedere veramente gli italiani cosa dicono. L'hanno fatto una volta. Sì, quanti anni fa, generale? Sì, tu l'ho detto, non guardiamo indietro, sì, guardiamo avanti. Mi ha già bacchettato. Ecco, l'ha già bacchettata, perché io sono convinta
che dobbiamo unire le forze se vogliamo salvaguardare questa bellezza. Guardate, io veramente ho perfino timore nel toccarlo, ecco, no, guardate. Ma non toccarlo, ma no, generale, nel senso che dice lei, per la bellezza, la forza che esprimono. Guardate la natura cosa riesce a fare e noi uccidiamo perché dobbiamo mangiare il cervo. No, dobbiamo, non è proprio così. Come no? Dai, generale, no, lasciamo perdere. Non è che i cacciatori sono degli affamati. Beh, insomma, vorrei vedere cosa chi fa, quando chi fa i cene, cosa chi mangia. Sì, certo, questo è vero. Dei cacciatori sono, ne conosco anche parecchi, sfortunatamente, e ho sempre faccio delle guerre. Siamo amici, ma facciamo delle guerre incredibili, ma alla fine però qualcuno dovrà pure riflettere. Allora sentiamo, abbiamo visto con quale corna ci ha salutato il generale Isidoro Furlan, con le corna del camoscio, che ha capito la pericolosità dell'uomo e anche degli amici della compagnia, che sono questi animali meravigliosi, specialmente il lupo. Ecco, come ci saluti Angelica Moresi? Io semplicemente vi lascio dicendovi di riflettere anche, cioè non solo a livello di generale, ma anche un po' più sul pensare ad abitare le nostre città in maniera più ampia e insieme. Brava, bravissima Angelica, e poi soprattutto far capire, ecco, come fare. Abbiamo anche dei grossissimi industriali, abbiamo delle multinazionali con tanti di quei soldi, sportivi non ne parliamo, abbiamo sentito cosa ci è messo in tasca Sinner, ecco, in poco tempo. Guardate, sono delle cose, magari investire anche su queste isole per darle, ecco, agli studenti, a quelli bravi e quelli se lo meritano, non riescono neppure a avere la borsa di studio dalla Regione Veneto, nonostante abbiano tutti i requisiti. Questo fa molto pensare che forse qualche politico deve cambiare anche registro, perché il futuro anche per noi sono questi ragazzi, sono loro, generale, sono loro. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. E altri due graditissimi ospiti questa mattina. Abbiamo in presenza il già procuratore capo della Procura di Treviso, il dottor Antonio Fogliadelli, che ringrazio sempre, perché quando viene da Mirella sono tante le domande che poi devo fare, ma mi dicono a casa e quando incontro le persone. E soprattutto ringrazio il dottor Sandro Martin, direttore Formedil Veneto. Parleremo di sicurezza nei cantieri edili, perciò io penso che sia una mattinata molto importante, abbiamo toccato tanti temi. Partirei proprio da lei, direttore. Cosa sta succedendo questa sicurezza? Abbiamo sentito anche il Presidente Mattarella questa giornata per ricordare questi morti sul lavoro. Questa un po', direi, direttore, mi permette, un po' superficialità, tanto so fare il mio lavoro, lo faccio bene, a me non capita e poi invece capita. Siamo un po' noi così, anche se siamo molto bravi, ma forse sorpassiamo sempre l'asticella, che dovremmo invece fermarci, visto quello che viene detto. Prego, direttore. Ma assolutamente, intanto buongiorno a tutti e anche grazie per l'invito, buongiorno a chi ci ascolta da casa. Sì, credo che l'introduzione di Mirella sia stata, già anticipa alcune questioni che, mi permetto di dire, contano anche i comportamenti personali. Voglio dire, si diceva prima di entrare col procuratore che tendiamo sempre a dare la responsabilità a qualcun altro. Io partirei dalle nostre responsabilità, dalla nostra consapevolezza che se vado in un tetto e non mi allaccio perché tanto un minuto ma ho l'antenna ma qua e di là, prima di tutto dobbiamo essere noi stessi a preservare. E poi ci sono situazioni appunto che sono di marginalità o comunque insomma che non sono situazioni di legalità dove qualcuno ti manda lì, ecco, in quelle situazioni abbiamo il dovere di intervenire, però anche i comportamenti nostri contano sempre, quindi la consapevolezza del rischio ci deve sempre essere e, come ha detto Mirella, ma un minuto qua, no, non vale un minuto ti costa la vita, ecco, quindi centrerei su questo. Culturalmente, direttore Martin, è
che siamo noi così, perché non possono dire che non sono informati, che non si sanno le regole del gioco. Io non ci credo a questo. È questa superficialità nel mettere in pratica le regole che ci sono. Noi facciamo fatica, ad esempio le cinture di sicurezza dietro non le mette nessuno, eppure è previsto, ma chi se ne frega, mi alzo la mattina e decido di fare quello che voglio, però poi succede il morto e che non torna più, famiglie distrutte, dolori che non passano mai e soprattutto cosa fare per cambiare culturalmente il nostro modo di vivere, perché siamo noi che dobbiamo cambiare, la società che deve cambiare. Non possiamo sempre passare il cerino a qualcuno, dobbiamo tutti impegnarci. Mirella ad esempio è una che se vede un cantiere con delle persone che non hanno la sicurezza, io chiamo chi di dovere subito, fotografo e mando, perciò non posso dire che non faccio questo. Però direttore, mi dispiace dirlo, sono troppi i casi che vedo, o perché è tanto caldo, o perché qualcuno che dovrebbe esserci non c'è, che controlla, l'operaio è stanco, è sudato, non pensa, come dice lei, che il nemico è dietro l'angolo. Ecco, cosa si può fare? Iniziare dalle scuole, cosa possiamo fare? Perché i numeri che abbiamo avuto anche quest'anno sono dei numeri veramente impressionanti. Prego, direttore. Beh, intanto dico che c'è sicuramente una carenza di controlli, ma insomma si sta migliorando da questo punto di vista e anche le stesse associazioni imprenditoriali e sindacali mettono in campo, come è il caso di Forme, delle scuole edili, per dire nel settore dell'edilizia, degli assistenti e delle persone competenti che verificano le condizioni di sicurezza e segnalano anche. Dopodiché lei ha fatto il riferimento alla formazione e all'informazione. Io ricordo un fornaio di diversi anni fa che mi diceva che per fare il pane c'è farina, farina e farina. Sulla formazione mi permetto di dire che c'è formazione, formazione e formazione. E quando la formazione per la sicurezza diventa un business per gli enti di formazione, e io rappresento anche un ente di formazione, io la invito tutti i giorni, credo che sia più difficile far passare un'idea e le informazioni. Allora, le persone vanno formate e informate e rese consapevoli dei rischi e dopo contano i comportamenti. Però il preliminare, la formazione, l'informarsi, l'avere consapevolezza dei documenti di cantiere, dei documenti di quelle lavorazioni come si fanno, ci deve essere sicuramente. Sai che io abbinerei una parola, poi vorrei sentire anche il dottor Foiadelli cosa ne pensa, che io ti formo per poi ti obbligo, visto che lavori, non sei a casa tua, di mettere in pratica le regole che io ti do. Tu devi essere obbligato a farlo. Mi sembra che questo obbligo manchi. Ma perché? Perché manca quello che dice lei, la persona che controlla. Non c'è. O non sempre, per carità, non dico dappertutto, però ne basta uno per rovinare la vita alle persone, poi alle famiglie che capita questo. Dottor Foiadelli, lei molte volte ha anche raccontato, ecco, della sicurezza, di avere la certezza della pena, questi processi che durano una vita, con questi familiari distrutti che devono rivivere per anni questi morti in maniera anche atroce, disumana, con le immagini anche violente a volte. Ecco, cosa vede lei nel 2025, dottor Foiadelli, per sicurezza? A volte sono in imbarazzo perché mi sembra che tutte le cose che abbiamo detto, tutti gli sforzi che abbiamo fatto, tutta la passione onesta, sincera che ci abbiamo messo, in verità non abbia portato da nessuna parte e che tutto quanto siano state, come dire, delle parole al vento. Sono d'accordo sia con la Mirella sia con il direttore, che sostanzialmente hanno detto una cosa per me fondamentale. La vera svolta, la vera rivoluzione dovrebbe essere una rivoluzione di carattere culturale, cioè la formazione, ma in ciascuno di noi cittadini, qualunque cosa facciamo, una cultura della sicurezza, quindi della difesa del valore della vita e della incolumità, qualunque vita. Ecco, questo è il discorso fondamentale. Invece noi abbiamo, ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale, oltre che la sicurezza nei luoghi di lavoro,
abbiamo preferito, mi è difficile cercare di indicare delle cause, ma abbiamo preferito un approccio prevalentemente burocratico, come diceva il direttore. Ma io la formazione l'ho fatta e, come dire, ho fatto l'adempimento, ma non mi sono preoccupato di quanto quell'adempimento sia stato utile nella sostanza, appunto nel formare veramente la coscienza e la consapevolezza che il bene sicurezza è fondamentale. Questo riguarda evidentemente tutti, sia coloro che dirigono un cantiere, eccetera, sia coloro che nel cantiere lavorano, e questo è molto importante. È molto importante perché quando noi parliamo del controllo e dell'eventuale castigo per chi viola le regole, arriviamo tardi, quando il male è già accaduto, quando la vita è già persa. Occorre invece, come dire, lo sforzo anche mentale deve essere quello di chi ripete a se stesso non deve e non può succedere. E significa quindi impegnarsi, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, a osservare, ma non osservare le regole perché bisogna osservare le regole, ma essere cosciente che occorre tutelarsi e fare in modo che gli altri si tutelino. Abbiamo Adriano da Campalto. Vai Adriano. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono un signore di 71 anni che ha un'esperienza talmente enorme su questi rami. Ho fatto il muratore, ho fatto il ragioniere, ho lavorato a Murano 16 anni e ho osservato una cosa che voglio dare, e soprattutto tante volte può succedere sul lavoro che succeda queste cose. Perché? Perché giustamente l'azienda, no, deve stare dentro ai prezzi, no? E quindi tante volte c'è il tuo responsabile, il tuo capo, che ti mette premura e ti fa premura, muoviti, dai, ti devi muovere, non è come un ente statale. Io direi, potrei dare un'idea, se può essere buona, no? Allora, l'INAIL lentamente, ogni persona che va all'infortunio e che va verso l'INAIL, ok? L'INAIL deve subito, immediatamente controllare questa azienda, perché purtroppo non è colpa del datore di lavoro, tante volte è colpa del responsabile dirigente che mette ansia, mette premura. Io le dico, mi sono tagliato 2 diti a Murano, quindi ne ho esperienza, perché ma abbiamo bisogno, muoviti, e quindi il discorso, come puoi risolvere questo problema? Lo puoi risolvere tramite l'INAIL. L'INAIL, nel momento in cui la persona arriva all'infortunio, va bene, deve automaticamente mandare subito in azienda un controllo e far vedere perché c'è questo problema, perché c'è, allora nel privato c'è il mobbing, maltrattamenti sul posto di lavoro, si innervosisce soprattutto la maggior parte di operai, va bene, che voi magari sull'ente pubblico questo non lo avete, va bene, e quindi questi maltrattamenti creano questi problemi qui, ecco. Allora io direi che potreste fare qualcosa di più, va bene, tramite l'INAIL, perché l'INAIL si prende molto chiaro. Corro Adriano, perché sennò non ce la faccio, devono rispondere anche gli ospiti. Prego direttore. Ma l'INAIL, mi permetto di dire, è un'altra funzione, interviene per indennizzare un infortunio e fa il suo lavoro. Voglio significare che laddove c'è un infortunio e quindi siamo dopo, non parliamo di prevenzione, comunque gli organi di vigilanza, lo SPISAL interviene immediatamente e poi diventa un caso giudiziario, insomma, e viene valutata la responsabilità. Quindi abbiamo un soggetto istituzionale che è lo SPISAL, che controlla e verifica le cause dell'infortunio. Mi permetto di dire che forse è il caso, ma qui le parole del procuratore, insomma, assolutamente, anche con l'eloquio che lo contraddistingue, insomma, le faccio mie, nel senso che abbiamo bisogno di una cultura diversa e di un atteggiamento anche diverso. Ecco, intervenire dopo
ci mancherebbe, lo Stato deve farsi carico, lo si fa attraverso l'INAIL. Qui stiamo parlando del che cosa si fa per evitare che l'INAIL intervenga, perché l'INAIL non dovrebbe intervenire. Che è un'altra storia. Certo. Che è un'altra storia. Però, direttore, io ho un banco solidale, proprio mi sembra 2 mesi fa è venuto un ragazzo che aveva trovato naturalmente lavoro, fortunatamente, un ragazzo, un uomo, però non aveva le scarpe infortunistiche, non aveva i soldi per prenderle e se non aveva questo non poteva. Allora naturalmente noi facciamo anche questo nel momento che sentiamo questa necessità, grazie a questa grande famiglia di Rete Veneta, di Sveglia Veneti che ho. Siamo andati assieme a comprare le scarpe e lui era strafelice. Ecco, questo lo trovo di un'assurdità unica. Cioè, non tutti, perché bisogna anche dire, però non puoi pretendere che questo povero Cristo abbia le scarpe. Direttore, mi scusi, perché quello che va bene lo sappiamo, ma cerchiamo di migliorare anche quello che non va. Cioè questo anche umiliandosi, perché si è umiliato, perché non aveva il coraggio. Ma l'ho visto talmente triste, dottor Fogliadelli, ho detto, ma hai trovato lavoro, dovresti essere felice perché hai trovato lavoro. Manca sempre qualcosa, ha detto Mirella, mi mancano le scarpe. Dunque, partiamo, mi permetto, cioè, direttore, ma spieghi, ma non so cosa Mirella, io spero siano casi, naturalmente il Banco Solidale interviene in situazioni di criticità e cosa. Sono situazioni, sono reali perché le avete constatate voi, però la legge sulla sicurezza, e non c'è, credo che un datore di lavoro mordi e fuggi possa avere questo atteggiamento, o perché insomma siamo nella malavita, uso questo termine. Bravo. La normativa sulla sicurezza prevede che è obbligo del datore di lavoro fornire i DPI senza nessun onere per favorire questo, il sistema delle casse edili nell'edilizia, perché vorrei spendere naturalmente l'edilizia è uno tra i settori dove c'è maggiore incidentalità, però forniscono alle imprese, ai lavoratori gratuitamente, sopperiscono a quello che dovrebbe fare il datore di lavoro che versa i contributi e forniscono i DPI. Sono i dispositivi. Dopodiché ci sono queste situazioni. Siamo il paese dei furbetti, il direttore, non c'è niente da fare, dobbiamo smetterla, ma non a lei, lo dico in generale, perché poi questo ragazzo che trova, questo uomo che trova questo lavoro e sicuramente aveva proprio bisogno, perché anche nella Costituzione è scritto tutto chiaro, direttore, poi l'applicazione di quello che è chiaro non va. Io spero sia un caso marginale. Il paese dei furbetti è un paese di furbetti che fa danno all'imprenditore, perché poi insomma mettere in un calderone tutti gli imprenditori o tutti i lavoratori, ma non dico, diciamo che questi casi insomma fanno danno all'imprenditore che deve assumersi. Le racconto un altro caso, avevo la Confartigianato presente di un ragazzo che sogna di fare il saldatore. A questo punto, come sogni di fare il saldatore, non hai trovato lavoro? No. Curricula mandati, colloqui fatti, richiesta neanche uno. Allora c'è la Confartigianato e dice, come dice giustamente lei, no, non è possibile perché cerchiamo dappertutto questi saldatori, questo non è vero. Bene, allora guardi la mail, che così, siccome le ho, ecco, le leggiamo e le guardiamo. Capisce perché faccio queste domande? Perché avevo anche un parroco quel giorno ospite. Ho detto, Don, secondo lei perché questo ragazzo non riesce a inserirsi nel lavoro, visto che lui sogna di fare il saldatore? Perché ha la pelle nera, ha detto Mirella. Ha detto davanti alle telecamere. In effetti il ragazzo aveva la pelle nera, ha la pelle nera. Però dopo 2 giorni abbiamo trovato lavoro. Allora capisce che non deve essere Mirella che cerca di tirare fuori la possibilità che abbiamo di avere questi ragazzi a lavorare che parlano 3 lingue, perché lui fa l'italiano, il francese e l'inglese, ma siamo ancora culturalmente, ed ecco qua che ritorniamo, la paura del diverso, anche di farlo lavorare, la paura del diversamente agile, che abbiamo i numeri che mi dicono i sindacati ma non vengono assunti nonostante i diplomi che abbiamo, perché ci fa paura. Direttore, abbiamo paura di fare formazione a quelli che potrebbero anche imparare velocemente, perché sono ragazzi che imparano velocemente, perché dobbiamo aspettare che arrivi il colore del cartellino, che sia il colore giusto per uscire. Mirella,
Guardi, come Forme del Veneto abbiamo fatto nell'ultimo anno la formazione a ospiti dei cast di Oderzo, di Vittorio Veneto, di Mirano, adesso andremo a Belluno, di circa 45 persone, tutte come ha detto lei, di pelle nera. Il 90% è stato assunto. Abbiamo fatto la formazione professionalizzante per la sicurezza, sono stati messi nella condizione di andare a lavorare. Nello specifico mi permetto di dire che per fare il soldatore c'è una formazione aggiuntiva da fare perché c'è una criticità specifica, e quindi lì si mette assieme la formazione per la sicurezza, che purtroppo nel nostro ordinamento giuridico è separata dal so fare. Basta che tu fai la formazione per la sicurezza e vai al coso. Con la formazione professionalizzante ci sono dei rischi dei quali si è consapevoli nel momento in cui si ha piena consapevolezza e padronanza del lavoro che si deve fare. Però le dico, Forme del Veneto ha formato, e quindi insomma compensa questo problema, 45 persone di pelle scura, di pelle nera. E come lavorano questi ragazzi? Lavorano contenti, lavorano in regola, perché sono, tra l'altro, Confartigianato e CNA sono due associazioni a casa, sono due associazioni che ci partecipano. Il mio presidente, che è un imprenditore di Vittorio Veneto, ha assunto un ragazzo e sta lavorando, e non ci sono oggi, dicevo prima, straniero dicevo prima, il 55% dei lavoratori nel settore dell'edilizia, delle piccole e medie imprese, ma anche delle grandi imprese, sono stranieri. Addirittura il 31%, il 30% dei titolari di piccole imprese edili sono di origine straniera, quindi i kosovari, i bosniaci, ormai che poi ci sia una questione che il nostro spettatore diceva, devi correre, loro sono abituati, devono far tornare le cose, e quindi ci sia questa frenesia nel lavoro. Certo, è una concorrenza, è una concausa, certo. Abbiamo Claudio da Marano, vai Claudio, Marano Vicentino. Sì, buongiorno. Il vero polmone del lavoro attualmente, oltre che immigrati, deriva anche dal rubare gli anni di contribuzione per la gente che deve andare in pensione. La Lega aveva dichiarato che aboliva il Fornero, invece è stata peggiorata, e così la gente resta sempre dentro, ad età avanzata, resta sempre dentro nelle aziende, e in più un contratto che dovrebbe essere preso così in via eccezionale viene preso come in via ordinaria, cioè il contratto del tempo determinato. Ti tengo 2 anni, poi perché ti è cascata per terra una sigaretta ti licenzio e me ne prendo un altro, e continuo 2 anni, ma con gente da 55 anni, gente da 58 anni, e questo è il vero problema. C'è gente che ha 60 anni, che sono parecchi anni che è a casa senza lavoro, è come per quanto era successo per i voucher, che avevano messo i voucher in via eccezionale per vendemmiare, poi tutti usavano i voucher. E il vero problema, il polmone è rubare gli anni di contributo per andare in pensione, e poi fanno quel lavoro di usare 2 anni. È un mercato del lavoro che l'Italia dovrebbe tutelare, in realtà ne fa di tutti i colori, perché i veri pozzi di petrolio sono il lavoro e la trasformazione in Italia. Un giorno ci troveremo con un sacco di gente anziana che se ne va dalle fabbriche, e con un sacco di posti di lavoro. Non è stato fatto niente per addestrare la gente al lavoro, gli immigrati che arrivano, e ci troveremo con le fabbriche vuote. È una gestione del lavoro che ma neanche uno all'asilo, altro che governo Meloni. Grazie Claudio, grazie, devo correre se non ce la faccio, dottor Fogliadelli. Io vorrei parlare con lei anche di legittima difesa e della certezza della pena. Sono temi importanti che stanno molto a cuore. Noi ieri abbiamo fatto delle interviste a persone che hanno subito dei furti o delle truffe e sono veramente esasperati. Ecco, cosa possiamo dire, come la vede dal suo osservatorio importante? Sono argomenti di estrema difficoltà. Per quanto riguarda, adesso siamo saltati a un problema, la sicurezza, tutto quanto riguarda la prevenzione. Io dico sempre, signori, è meglio fare tutti gli sforzi in vista di evitare
che la cosa accada, anziché pensare alla gravità o meno del castigo che intendiamo dare. Quando arriviamo con la pena vuol dire che abbiamo fallito, perché non siamo riusciti a creare le premesse perché certe cose negative, come l'omicidio sulla strada, come l'infortunio sul lavoro, accadano. Questo è il maggiore sforzo. E qui c'è di mezzo veramente il discorso culturale. Prima di rispondere alla sua domanda volevo però dare forza a quello che è stato appena detto dal direttore. Io ho delle persone che conosco, anche degli amici imprenditori, che hanno assunto persone di colore che mi dicono una cosa: sono i più disciplinati e anche i più coscienti. Quindi vuol dire che c'è qualche cosa nella nostra cultura generale, nel nostro paese e anche in coloro che stanno crescendo che non è corretto. C'è questa abitudine a sfidare sempre le norme e la legge. Citavo prima Calamandrei, che all'inizio del Novecento diceva: gli italiani amano l'illegalismo. Per noi ci facciamo un vanto di dire te go a fregare. Chiudo l'argomento e passo a un problema molto grave, che è quello della sicurezza in questo caso, però è la sicurezza del cittadino che ha il diritto di vivere tranquillo, al riparo da atti illeciti e così via. Qual è la cosa che colpisce di più l'opinione pubblica, il singolo? È il rischio che sia violato il suo spazio più sacro, più intimo, che è la casa. Proprio l'altra sera una famiglia di amici, tornando a casa, ha trovato che era stata visitata dai ladri. Più del valore, onestamente, qual è il danno? Il danno è psicologico, il senso di frustrazione e di umiliazione che tu provi di fronte a fatti di questo genere. La casa è l'ultimo spazio veramente nostro. Siamo espropriati di tutti tranne che della nostra casa. La famosa tana, no? Del concetto primitivo della tana. Che cosa fare? Allora, le ragioni sono anche molte. È sempre esistita questa illegalità, intendiamoci. E come impedirla? Beh, innanzitutto tutti si stanno attrezzando con vari mezzi, cioè rafforzando le difese, installando sistemi di allarme, installando sistemi di videosorveglianza. Ciò non toglie però che ci siano queste continue aggressioni, dovute molto spesso anche al fatto che è collegato alla tossicodipendenza, perché alimentare la tossicodipendenza significa ottenere mezzi, e quei mezzi non li puoi certamente ottenere in maniera aperta, legale e alla luce del sole, e quindi te li procuri rubando, eccetera. Ci sono dei rimedi? Beh, i rimedi si stanno attuando cercando di creare a livello proprio delle comunità un controllo di polizia il più attento possibile, ma siamo ben lontani dalla possibilità proprio materiale di garantire un controllo perenne H24, come si usa dire in gergo. E quindi, intanto io mi permetto di dire che è bene che tutti quanti osserviamo delle regole fondamentali, che sono quelle di essere attenti, E quindi una volta dicevano: chiudi la porta col catenaccio morto, come si diceva in dialetto, perché si tratta di difese passive, eccetera. Lei però ha fatto accenno alla legittima difesa, e se io sono presente nella mia casa mentre uno entra, cerca di rubare, entra nel mio giardino, entra nel mio spazio, cosa devo e cosa posso fare? Beh, io credo che tutti sappiano come io la penso, che ci deve essere, la penso semplicemente come la pensa la legge, che ci deve essere una proporzione tra è chiaro che in quel momento di agitazione è difficile calibrare il tutto, e anche perché occorre fare una sorta di gerarchia dei beni. La vita vale più di ogni altro bene, salvo casi eccezionalissimi. Perciò
personalmente sono contrario alla detenzione di un'arma in casa. Io non ce l'ho. Preferisco essere derubato ma non rischiare di far del male alle persone. Questo non significa l'arrendevolezza ad ogni costo, però significa, come posso dire, prudenza. Però, dottor Fojadelli, parla una che è stata aggredita da 7 ragazzi, mi è andata bene perché il coltello mi ha preso il braccio, però le posso assicurare che in quel momento non ragioni, cioè non riesci devi difenderti. Allora, lei dice la proporzionalità, quello è un contesto, ma se io in casa mia di notte mi arrivano in camera da letto 3 incappucciati, ho bambini piccoli, questi hanno armi perché li vediamo, io come faccio a ragionare? Devo stare fermo, non mi devo difendere? Vediamo che massacrano gli anziani nelle case, molti sono stati massacrati o uccisi dalla violenza inaudita, come detto lei, da persone sotto l'effetto di stupefacenti. Capisce, allora, dottore, che io che l'ho provata in quel momento io la capisco perché io ho tentato di difendermi, dottore, è come che ho tentato di difendermi. E non c'è alcun dubbio che di fronte a un'aggressione che riguardava la sua incolumità e la sua vita, se lei avesse reagito in maniera drastica avrebbe esercitato il suo diritto legittimo a difendersi. Lei ha detto addirittura anziani massacrati, mi viene in mente il caso di cui mi sono preoccupato, che tutti conoscono e ricordano, che era il famoso omicidio, strage la chiamo io, di Gorgo al Monticano. Ho avuto il figlio l'altra settimana ospite. Ecco. E quindi può ben immaginare che io sono certo che tutte queste persone dicono il sistema difensivo e anche il sistema di come funziona nel nostro paese la legittima difesa è un sistema indebolito, che va a sfavore di colui che ha il diritto di difendersi. Se vuole sapere come io la penso così. Capisco di non essere in linea, capisco di non essere politicamente corretto, ma lo dico lo stesso. Alla mia età, dopo tanti anni, potrò ben dire la mia opinione. Quindi occorre, perché queste modifiche alla legittima difesa che sono state fatte sul piano legislativo non sono servite a niente. Bastava, lo dico apertamente anche a chi mi ascolta, anche ai signori giuristi che mi ascoltano, che la legge, così come era stata formulata nel famoso codice del 1930, era sufficiente a coprire tutte le possibilità. Quello che non è stato, quello che dal mio punto di vista è stato carente, è stato un certo tipo di interpretazione che è stata data a livello giurisdizionale. È quello là, è interpretazione. Una interpretazione che era un'interpretazione sbilanciata a favore di chi procura il male rispetto a colui che si difende dal male. Direttore, a lei la parola. Adesso vedrà che mi arriveranno. No, beh, non è me, ha detto quello che pensa, io ho detto anch'io, perché avendo provato in quel momento non ragioni. Cioè, quello che pensi è di difendere qualsiasi cosa, ma mi devo difendere. Mirella, lei si porterà dietro ancora un po' questo trauma che lei ha subito. Allora, voglio dire, anche questo non fa parte della sua incolumità. Sono andata anche a cercare quelli che mi avevano aggredito poi da solo in bicicletta, perché volevo trovarli. Allora, direttore. Beh, se posso, direttore, prego. Beh, intanto io ho ascoltato con piacere, mi arricchisco le considerazioni del dottor Fojadelli, assolutamente, quindi ringrazio anche dell'opportunità che mi è stata data. Non so se neanch'io sono politicamente corretto, al di là, ma usciamo, voglio dire, dalle appartenenze. Credo che assolutamente, mi permetto di pensarla come lui, al di là delle situazioni che poi uno dovrebbe andare a cercare, sì, ma il diritto alla difesa c'è, deve essere proporzionale. Non consideravo il codice del 1930 sufficiente, perché magari si pensa sono le interpretazioni e vanno viste nel caso, però credo che poi la responsabilità, e anche nel caso del dottor Fojadelli l'ha applicata, insomma, di chi deve applicare le leggi e interpretarla conta molto, insomma. Se si strumentalizzano alcune situazioni magari per prendere la scena in una
una TV nazionale per trovare per chi è contro e chi è a favore, insomma mi permetto di dire che non facciamo bene, quindi l'equilibrio della giustizia, il dottore l'ha dimostrato, insomma un equilibrio. Il problema è che non riusciamo però, direttore, a difendere le fragilità, è quello il grande problema. Questo perché l'accanimento con la fragilità è ormai visibile, è un grande dramma, dottor Fojadelli. Grande problema, soprattutto in un momento così, in un mondo così a rischio. E faccio riferimento in questo caso addirittura alle truffe che vengono perpetrate tramite i telefonini, mezzo utile eccetera eccetera, ma come è utile per le persone per bene diventa ancora più utile per i delinquenti. Quindi sono numerosissime le truffe tentate, e infatti ci cerca di difendersi per indurre in inganno chi è fragile sotto il profilo psicologico, anche fisico, eccetera. Culturale, tutto, certo. Capisce? È come quello che con una scusa di controllare il contatore del gas o dell'acqua si entra a casa tua e alla fine... Vestito magari anche da carabiniere, perché loro cadono, perché ultimamente hanno escogitato anche... Maurizio, veloce Maurizio, vai! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, buongiorno. Cita un proverbio Sioux americano: un ladro morto non ruba più. Chiudo la parentesi e ho detto tutto. Per quanto riguarda il lavoro, Mirella, voglio chiedere ai tuoi ospiti se è possibile cercare di fare qualcosa per i lavori usuranti. Cioè, dobbiamo aspettare che la gente si ammala a una certa età, perché visto che ho dei colleghi e mi metto anch'io che ho quasi 60 anni, ecco, e facciamo lavori usuranti, perché io faccio il lavoro delle pulizie e non vi dico, ecco, dobbiamo aspettare di ammalarci, cadere o scivolare giù dalle scale per mettere a repentaglio la nostra vita. Allora vorrei capire se da voi ci sono delle soluzioni, insomma, per cercare di evitare queste situazioni. Grazie. Ecco, Corro Maurizio, sentiamo il direttore come risponde. Direttore. Ma mi sembra che sulla questione dei lavori usuranti, insomma, si stia dibattendo, e forse anche questa finanziaria, insomma, al di là dell'aspettativa, l'ha citata prima, di mandare tutti in pensione a 58 anni, insomma, non si realizza, e anzi pensiamo anche ai nostri figli che se no loro dovranno andare a 90 anni. Sulla questione dei lavori usuranti mi permetto di citare un aspetto positivo, che è stata la denuncia delle malattie professionali negli ultimi anni è cresciuta molto. Allora qualcuno vede questo come un aumento delle malattie professionali, io lo vedo come una consapevolezza delle malattie professionali, e quindi il fatto che sia cresciuta non è un bene da una parte se sono malattie, ma se aumenta la consapevolezza e una previene il fatto di avere in incipit una malattia professionale e va a denunciarla, e quindi a mettere in campo, bene che ci sia, voglio dire. Grazie a Sandro Martin, direttore Formedili Veneto, grazie a Sicurezza Cantieri Edili, grazie al dottor Antonio Fojadelli, già procuratore capo a Treviso, grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo ritornati a Fosse di Sotto perché c'è un'altra famiglia, una coppia da aiutare, Giovanna e suo marito. Ciao Giovanna! Guarda qua che giovanotto, ciao caro, ciao. Allora Giovanna, cosa ci è successo? In 5 minuti ho visto la fogna venire in cucina. Fogna, proprio, ecco. Ci siamo spaventati, marito e la figlia, poi è uscita, ha chiamato aiuto, vicini, in 8 persone abbiamo buttato fuori, salvare il salvabile, però... Quanta paura che avete? Tanta, perché ho visto l'acqua che scendeva dalla strada, ho detto mamma mia, qua viene giù la fine del mondo, forte, perché venivano... Ma guarda chi sassi enormi. Faceva paura, e dopo anche più basso, però l'acqua, ecco, però una volta scendeva piano, adesso sono bombe d'acqua, perché su 5 minuti disastro. Quasi entra l'acqua, insomma, a fogna più che acqua. Maria, guarda che caos. Ti sei ancora sotto sopra? Sì, adesso domando fiume qua. Come che viene?
altre persone ti dici mi fa peccato, perché sì, è vero. Però quando ti tocca sulle tue spalle ti dici sei veramente doloroso, ecco. Ti dici tu fatiche e sei andate in fumo. Ascolta, ti te mega chiamà e ti mega detto Mirella non vi posso neanche. Sì, perché economicamente mio sono in pensione, mio marito ha una piccola pensione. E ora cosa famo adesso? E voilà! Ecco qua, Mario! Zap. Allora questo è l'assegno della grande famiglia dell'Interventa, che ha capito che è in difficoltà tanto quanto gli altri, perché è una casa veramente umile che ha bisogno di essere rimessa a posto, e ciò vi darà la possibilità di fare qualcosita anche a voi altri e così te sei più contento. Da 30 anni che soffriamo. È successo tutto. Non sta a piangere, Mario. Che ti emozioni, Mario, a pensare al passato. Perché spiega. Fa vedere che sono dopo. Non so come spiegare. Non ti so spiegare, Mario. Guarda, intanto Giovanna che è una sì, beh. E dopo sì. Dai, un fiammo, da Mario, te la cantata sempre. Secondo te, Giovanna, cosa può dare se fa? Non so, il tuo sindaco, cosa Beh, Miri lo ringrazio perché si è presentato diverse volte qua. Adesso speriamo che ne aiuti anche lui. E ti ha grande famiglia dell'Interventa. Un ringraziamento. Tutto. Qualcosa tiro su. Ma si arriva oltre a questo qualcosa? Speriamo che arrivi. Adesso si va questo per il momento. È il primo. Ed è una grande famiglia Rete Veneta che porta in giro i skei, Perché tutti parlano, ma dopo, quando si tratta di questo, ti vedi la famiglia Rete Veneta che arriva, Mireluccia, vero Giovanni? Ti ha grande famiglia Rete Veneta, non so quanto dirlo. Le ringrazio tanto perché su questi minuti ci sono stati a fianco.